Signore e signori, buonasera e ben trovati. Innanzitutto vi prego di spegnere i cellulari o di metterli in modalità silenziosa, grazie. Questo è il 18° anno della stagione teatrale Fita per la città di Latina. Quest'anno la rassegna è stata dedicata al nostro amico Daniele Lembo, pubblicista, saggista e studioso della storia del Novecento. Di noi del teatro amatoriale diceva: il teatro amatoriale, presentato da Sanges, è sempre ricco di gradevoli sorprese. E poi aggiungeva: bisogna sempre sorridere per curare le malattie dell'anima e non solo. E noi stasera non vogliamo solo ridere, vogliamo proprio ridere tantissimo. E lo facciamo con una farsa, Gnocche, Provole e Provoloni, scritta dal grande regista e attore Armando Cafaro. Gli abitué sanno che il 16 febbraio è una data molto importante per il teatro amatoriale pontino e per la compagnia Il Sorriso di Latina, perché 11 anni fa, il 16 febbraio 2003, il sipario del Teatro Viganò di Roma si chiuse sull'ultima battuta di uno straordinario regista, interprete e autore, Armando Cafaro. In questa serata così speciale, con me il direttore artistico della stagione, Gabriele Sanges, e il presidente provinciale della Fita, Tonino Cicinelli. Buonasera. Bene Tonino, anche quest'anno ricordiamo Armando in un modo speciale. Sì, certo, è sempre un piacere ricordare Armando, perché chi l'ha conosciuto naturalmente non ha bisogno di altri commenti. Anche perché sapete benissimo tutti gli sforzi che ha fatto Gabriele, abbiamo fatto un po' tutti, dandogli una mano nel far intitolare il teatro proprio ad Armando, difatti il teatro Armando Cafaro proprio per questo motivo. E poi lo ricordiamo in modo particolare perché oltre al lavoro di questa sera Armando è stato un po' il capostipite di tutti quanti. Armando ha accostato molti giovani al teatro per la prima volta e mi ricordo sempre quello che dicevo anche ieri sera, un particolare umanissimo, ma Armando mi diceva: Tonino, mi raccomando, alle prove bisogna far dare tutto a questi ragazzi. Il momento, non bisogna mai accontentarsi di niente, bisogna sempre osare il più possibile. Il momento in cui fanno le prove questi ragazzi forse ti odieranno, è una parola forse un po' troppo forte, però quando avranno la soddisfazione sul palcoscenico saranno veramente soddisfatti. E un'ultima cosa voglio dire. Avete visto che tutta la stagione teatrale, la locandina, c'è la figura di Armando che quasi quasi si affaccia sulla scena dietro come volesse aprire il sipario. Ecco, questo per me è un messaggio molto molto buono, cioè sembra che Armando voglia dirci: andate avanti, coraggio, perché io sono sempre qui insieme con voi. Grazie. Era il 29 febbraio 2004 quando l'allora sindaco Zaccheo intitolò il teatro ridotto all'attore, regista e commediografo Armando Cafaro. Quest'anno, 10 anni dopo, il 1° marzo, la compagnia Il Sorriso farà un regalo particolare ai suoi spettatori, Gabriele. Sì, speriamo perché fino all'ultimo. Comunque è nata l'idea di fare una pubblicazione su Armando, perché molti chiedevano, magari principalmente le persone che non sono mai venute a teatro, che non hanno mai assistito agli spettacoli, chi è Armando Cafaro? Perché è stato intitolato un teatro comunale ad Armando Cafaro? E quindi abbiamo voluto fare una piccola pubblicazione per far conoscere meglio Armando attraverso la stampa, attraverso quello che lui ha fatto, attraverso il ricordo, attraverso anche i contributi degli amici, degli attori che hanno recitato con lui, che hanno voluto dedicargli un pensiero, un ricordo, e quindi con delle fotografie di scena, locandine, comunicati stampa, ritagli di giornale. Ecco, abbiamo cercato di fare una piccola pubblicazione per far conoscere meglio Armando, e questo lo dovremmo consegnare, dare a tutti in omaggio, a tutto il pubblico che ne farà richiesta, il 1° marzo con lo spettacolo proprio di Tonino Cicinelli. Come si chiama lo spettacolo? L'eredità fa brutti scherzi. No, perché è nuova la commedia, quindi mi devo affezionare. L'eredità fa brutti scherzi. Dico speriamo, perché la tipografia ancora non me l'ha consegnato un libro, però siamo quasi certi che la cosa si farà. Grazie. Grazie a voi.
A ricordare Armando con una farsa che scrisse più di 40 anni fa un amico di sempre, Antonio Giorgino e la sua straordinaria compagnia. Signori e signori, la compagnia Teatro Comico Napoletano di Napoli presenta Gnocche, Provole e Provoloni. Farsa in 2 atti di Armando Cafaro, regia di Antonio Giorgino. Buon divertimento.
chi sono? Ma tu muovi le buccerine! Ma guarda qua, che mani sono nate la camicia? Ah, dai, ti sono nata la camicia. Tu stai mettendo con tanta forza come se facesse bene la salute. Ma come faccio con questa mano? Che voglio sapere come faccio? Ecco, fai la lui mondo a Graziella. Così ci vuole da ora, ma sì, ma No, signore, non ci vuole niente per fare sto rinaccio. Non ci vuole niente, non ci vuole niente. Non ci vuole niente. E invece la voglio buttare così, va buona? E va bene, la voglio portare così. E io gli posso mai negare questo piacere da niente a mio marito. Marito mio bello, vai pure camminando con la camicia stracciata e non dire che poi non ti faccio mai contento. Senza, mi fanno piacere. Uno solo, te ne chiedo uno solo. Mi sono rimasto 3 schiaffi in testa mano e non capisci in testa cosa. Si può trattenere, può essere che mi fa male. E mo' permesso ce l'ho, No, mamma, non ce l'ho permesso! Non da retto, questi 3 schiaffi unitamente al calcio te li conservano, ti possono servire durante la giornata. Ti muova, non ti muova. E non trova funicella per mantenere la persona! Si vengi a trovare la funicella, invece da mettere attorno a te, da mettere cavoli. L'hai trovato! Ma che sei scemo, che sta La funicella! Andiamo bello, vedete muovere. Mamma mia, ha trovato la funicella, finalmente. E io mi ero scordato, la cintura di pelle guarnita di brillanti, che non ha funicelli, Ma forse non avete capito che voi siete 3 bocche la mattina, 3 bocche al pomeriggio e 3 bocche la sera che io devo sfamare. E scusate tanto se abbiamo preso il vizio di mangiare, visto che vostra eccellenza ci nutrisce a brodo di galline, carne arrostita e pesce prelibato. E se non fosse perché la povera figlia mia, che con lo sfruttamento intelligente dei suoi svariati ammiratori ci procurasse il cibo necessario, adesso ma voglio puzze mamma! Vuoi tu sangue a scicca fuori? Sopene, Vogliamo andare a sopene. prendere stamattina? Oggi mi sei proprio lì da E sport! pagliano, ragazzi, si ci scazza, ma per non che farlo per Ma che l'ho preso! guarda, E tu hai la tua va scendere qualcosa a chi sto parlando innocente? Ma ci non pure un aiutante, che dici? Certo, quello è piccolino! È piccolino, guardate, è piccolino. Chi sei piccolino quando fatica, è grosso quando mangia. Maronna mia, chi ne conta sempre la stessa canzone? Andiamo bene, ci andiamo bene. Ecco là, c'è un caso lì. Ma da volta, da gitto, poi da sport. Altri ne dormire, sei prova, altri Anima, ma quante volte da già dici che non devi dire il prezzo. Non lo devi dire il prezzo, hai capito? Perché può essere che troviamo a cocco citrulli vari, che va a fare spesa per la moglie, non sa niente, e ci metto 2 non sei più. Se tu dici il prezzo, non c'è pazzo mettere. Ma hai capito che non sei dice lo prezzo? Ma che la guardia che non la giusto lo prezzo! E quando viene la guardia dice a 13 turni, quando la guardia non c'è più, ti assassini! Hai capito che è assassino? Ma perché quando uno sta in commercio deve sempre agire con disonestà? Guardate chi è un principe dei disonesti. Andiamo bene, andiamo. Ma guardate che bello esempio, guardate, Andiamo. un padre che avvia il figlio sulla strada della disonestà. Che bello esempio, e che belli prove, e che bello esempio, e che belli prove. Non gridate. A 13 turni sei prove, a 13, Non a 13 turni sei Vedi che non c'è la prove, guardia. a 13. Lo vedi che non c'è? No, chi sei scemo? Ma quando lo posso atterrare? Quando? Donna Zesa, chi volete atterrare stamattina? Buongiorno. Aspetta, ma te lo dico, ma prima una mano a mettere a posto sto Aspetta, mi state aspettando, Certo, se va aspettando a qualcuno da breve una mano. Immagino che vostro marito ha fatto un'altra volta questione con voi. Che dice a fare? Vabbè, donna Zesa, poi ci vuole un po' di pazienza. Ormai vi dovete rassegnare, lo conoscete da tanto tempo. Un po' di pazienza e tutto è a posto, che c'ha da fare? E facciamo questi indovinelli, secondo voi, io a chi posso sotterrare? A uno solo che non si può sotterrare, a mio marito. Oggi capito, donna Zesa, però ve l'ho detto, ormai ci vuole pazienza. Ve la date, scusate, ve la date così, pazienza, vi dovete rassegnare. Pare 1000 anni che schiatta, che io me ne trovo subito nata a gusto mio. Donna Zesa, ma a questa età chi vi piglia? Cioè, il frutto maturo è bello, ma voi siete maturato un poco troppo. Uè, scrupolo,
Mi sono parlati 30 stagione, quelle sono le preoccupazioni che mi fanno stare un poco sciupata. Ma io una martella a fianco ti faccio vedere poi il frutto e il sapore di questo gusto qua. E donna Zezza, ma all'occorrenza già lo tenete pronto questo maritino? Lo tengo pronto, lei dice che sono pronta a sposarmi lo stesso giorno dei funerali. Allora come si dice? Di fronte alla bellezza ogni ostacolo si spezza. E ce ne sta uno in particolare, un dentista. Ha detto che è pronto a levarmi tutti i denti davanti senza prendersi nemmeno un carlino. Addirittura! E beh, dopo questa dichiarazione d'amore, ma che aspettate a buttarvi tra le sue tenaglie? No, scrupolo, io sono una donna onesta e tanto basta. Ma parliamo d'altro. Don Papiruccio, come sta? Meglio, un poco meglio, grazie. Ha iniziato pure la cura del cataplasma, ma meglio, sì. Mi fa proprio piacere che sta malata. Dice sempre che si vuole sposare Graziella e mai si decide. E poi, come dai Rita all'imbasciata che ci ha mandato a dire Graziella? Ah, sì, ha detto che gli vuole comprare un vestito all'ultima moda, Onazia ha detto che ci vuole comprare anche le scarpetelle ricamate. E ha detto che appena si sose, neanche una settimana e si vuole sposare. No, è modo aspettare. perché? Io questo sposalizio non lo faccio fare se prima non mi arriva la lettera che mi accerta della morte sicura di Luca Fasulo. Dovete sapere che Luca Fasulo è il marito di Graziella, mia figlia. Ma questa lettera mo chi la dovrebbe mandare? E chi le dava la prima lettera? Cioè? Lui ha scritto dicendo che ce n'ha mandato perché dobbiamo accertare dell'effettiva morte di Luca Fasulo. Ho capito. Però vi. Oh, mare, male a me. E manca arriva, La lettera non arriva. Ad arrivare la lettera, ad arrivare, Ma guardate, se proprio io devo fare il ruffiano a Graziella. Vespi! Accattato Vespiga! So che avresti tenera! Uè! Ma tu sei Luca! Luca Fasulo! Ma basta! Madonna che piacere che mi ha fatto Luca! Ma quanto tempo! Ma guarda con coraggio! Zitta! Da Luca! Gli altri soldi te ne puoi Sì, ma da Luca! Ma io non sto dicendo niente, No, ma... tu ne dici niente, ne dici... Sto dicendo Luca Fasulo! Ma allora fai apposta! O nome Luca Fasulo, non ne dice, sta zitta, capite che la casa, che le case Graziella Gnoccolare, la figlia donna Zesa. Ti ha paura che ti fanno pigliare per forza. Che mi cercano loro che mi pigliaio. Hai ragione. Ma mo che fai? Io ora mi chiamo Scrupolo e sto con il padre di Don Papiluccio e faccio ruffiano per Don Papiluccio, il quale si vorrebbe sposare a mia moglie. Ah, tua moglie? Sì, ma quando si sposi che faccio? Leva Scrupolo la mezza e faccio tornare a Fasulo. Don Papiluccio sicuramente per tenersi a mia moglie vorrà togliere a Fasulo e fare ritornare Scrupolo. Ma se non mi regni i soldi, io a Scrupolo non lo faccio tornare e il resto Fasulo. Capito? Perciò mi raccomando, io chi sono? Chi sono? Chi sono? Tu sei Lucarello, Ma non ne capite niente! Lucarello era prima, io ora sono Scrupolo! Chiunque dà domande devi dire io sono Scrupolo! Non mi vuoi, te prego! Non ti preoccupare, stai tranquillo. Scrupolo, io me ne vado! Io me ne vado! A ricordate, Scrupolo! Non ti preoccupare. Speriamo bene! Scrupolo! Hai capito? Scrupolo! Hai capito? Ma sto Scrupolo chi è? Boh. Vespi! Accattato Vespi! E scappiamo le sorelle! Dimmi togliente, dunque, Graziella, tu dici che mamma di cuore? Certamente mamma di cuore, come no? Che, vi sentite male? No, sono le fitte di Cupido. Guardate, fitte di Cupido, sì. Forza della mia bellezza! Aspetta, ma che sì, per piacere, andiamoci piano con questa bellezza, per piacere. Andiamoci piano. Ma perché? Perché? E perché non crede che Graziella si è proprio innamorata della vostra bellezza, No, ma mi hai visto buona, scusa. È proprio per questo. Capperi, ma che stiamo scherzando? Come se io non fossi il più bel vicino di questa città. Ma lo sai che la mia bellezza farebbe buttare dalle finestrelle tutte le femmine della città più belle? Putamente stomaco. Mamma la marchesa, quando ero piccolo,
da quando ero piccolo non mi ha fatto uscire mai di casa da solo. Per paura del carrettone dei cani, che vai a fare? Quando mai? Per paura che il vento, innamoratosi di me, mi avvolgesse, si innamorasse e mi portasse via, siccome un angioletto. Marchesi, per piacere, ma non fate così. Salvatore, ma tu lo sai che le femmine quando mi guardano si sentono male? Oh, questo è vero, sì, no, è sicuro proprio, è proprio sicuro proprio. E io sto in continuo pericolo di perdere l'onestà. Salvatore Taglie, per me femmine spantacheano. Marchesi, E dimmi, parliamoci chiaro, e le tu dici femmine che Graziella non spandecheano per voi. non si è innamorata della mia bellezza? No, sei innamorato più della bellezza del portafoglio, perché ha capito che voi ci potete dare molto di più di tutti quei giovanotti che ci stanno attorno. Avete capito? Ma come un angioletto puro. E dunque io sarei amato per i denari e non per la bellezza. Ma ve lo giuro proprio, è sicuro questa cosa. Se non hanno fuito Natale di frigge e io che stavo sulla certezza che Graziella potesse amare un pari come me solo per la bellezza, solo per la freschezza. Solo questo. Che delusione, camerato, Salvatore, che delusione. Becca già fa. E che dire? Vuol dire che se amor così vuole chiuderò le porte affinché non entri la bellezza. Ma perché tenete le porte aperte? Il porta aperte? Ma quali porta aperte? La bellezza, vedete? Ma no, sei proprio un plebeo, sei un popolano, per piacere. Le porte del corpo, gli occhi, come dice il grande Aristotele. Ho capito, però scusate, con tutti i rispetti per questo amico vostro, ma per me, secondo me, le porte del corpo sono le orecchie. Le orecchie? Guardate come state bene, l'uno qua e l'altro qua. Per esempio, voi parlate, mi entra di qua e mi esce di qua. Si proprio un plebeo, Salvatore. Ma Non guarda ne che si sei. vede, il marchesino spizzola. E come mai così mattiniero siete cascati dall'alcova? E sono cascato, mi sono buttato e vi spiego il perché. Stamattina 2 colombi sono venuti a tubare sul mio davanzale. Oh capperi, ho detto, e questo è un presagio, e questo è un segno presmonitorio. Ho detto, vuoi vedere che anche Graziella mi aspetta sul davanzale per tubare? Proprio sul davanzale no, è perché si mette paura di cadere. Però vi aspetta e se siete fortunati la trovate ancora in disordine. Una pupatella mia, una pupa di zucchero. Salvatore, mi vado. E allora io vado dalla mia pupetta, ci vediamo dopo. Salvatore, vi dicono gli occhi stamattina, certamente. sperate una bella giornata. Certo che Quella c'è. mo Graziella fresca fresca come sta, chissà che cosa si fa promettere dal marchesino. Se no io la noto come me la faccio quando me la sposo, Però facciamo una cosa, saliamo sopra perché quelli stanno soli, può darsi un marchesino, Ma voi però dell'onestà di Graziella dovete stare, voi la conoscete meglio di tutti quanti, quindi dovete stare tranquilli. Sì, per me che andiamo in coppa, perché Andiamo, chi però è state cielo, tranquilli. capito? Salvatore Tagliante, a me niente che sei, tutto giuramento ti hai scordato, ma basta, ma oggi perso la pazienza, ma basta, ma guarda là, io che sono gratta, ma non est, mannaggia traditore, fedente, delinquente, già faccio più, sapete che faccio? Ma mi ripeto pure a parte lo spettacolo e ci dico in spagnolo. Delinquendos! Fedentos! Ammenientos! Oi, Dolores, e che fai vestito così? Mi pare un canarino con sto giallo in culo. Oh, canarino! Oh, sure! Io sto aspettando, sto provando uno spettacolo a fondo, faccio spagnolo, guarda che uomo se ci fa. Ma fermi! Scusa un attimo, vuoi ripetere quello che hai detto? Perché io non ho capito niente. Tu parli napoletano? Io sì.
E però? Tu? Allora, sto facendo uno spettacolo teatro fondo. Faccio a spagnolo. Hola! Bello. Capà? Non c'è capato. E come mai sei venuto qua prima mattina? Sei venuto a cattare due gnocchi? Ma dici la quali verità. gnocchi? Io già forrau. Oh, ragù. Ah, hai fatto il ragù buono la domenica. Ma bello. quale ragu? Ragu di sanguas. E che schifezza, un È ragù. schifezza, pura schifezza. Senti, Doloressa, ma perché quando dici schifezza guardi un poco là sopra? Perché però? Che ci Là sta? sopra là ci sta la fidanzata mia, hai capito? Grazie alla gnoccolare hanno innamorato a tu. Grazie alla gnoccolata. E tu prendi che lo va bene. E come no, quello si prende un sacco di regali da me, se non mi volesse bene si pigliasse i regali. E no? tu prendi che è una figliola a nas. Come no? Quella è tutta casa e chiese gnocchi, gnocchi E che non so sta che cosa. per la nostra, no? Perché sta per la nostra? L'onestà. Ma vada che va, che ti posso insegnare a te a essere l'onesta. Ma guarda un po', questa fa l'attrice nel teatro di fondo, vuole insegnare l'onestà a me, grazie. Una figliola onesta, non io innamorato in notte. Non ci capito? Una figliola onesta, non io innamorato in notte. Non è che state dando chiaro, una figliola onesta non si dice. Ho innamorato in notte, napolitano, Eh. vai giù. Sul napolitano loco a Napoli non l'ho mai sentito io. Esce. Allora, stavo dicendo, io quando ho conosciuto Graziella non ero fidanzato con nessuno. Una figliola onesta, non fa io innamorata prima mattina in dopo, no? Ma fatti tu, ma chi ti ha detto che io voglio salire là sopra? Io vengo qua, vedo se ha bisogno di qualche cosa e poi me ne vado. Tu sei un gnocco? Un gnocco? Sì, come tutto l'uomo, noi siete gnocco, ma non coi. Che le battite, poi torce, vi stringe, ma guarda che voi siete gnocco. Non ci capite? E spilerre che voglio ti ripetere una tal volta. Che le va bene, va dire, va ma che va torce, vi stringe, va e voi siete gnocco. Uomo gnocco. Ma io finirò gnocco, non ce la faccio fare quello che io voglio fare. E chi è che può fare? Perché non lo so. Allora, ma sta qua. Sta qua. Ui, Dolores, ma tu non è che ti sei innamorato di me? Vai io, ma va fanculos. C'è sta pure Ciro Cortella e speriamo che non vuole salire sopra, se non trova quegli altri, come devo fare? Devo trovare una soluzione. Ciruz! A dove la c'hai? A tu? Dove devo correre? A cantina! Ah, la cantina? Perché mi vuoi mia madre? Ciru! Ma che ci fa? sta bottiglia? Ah, che bottiglia? Va! Che ci fa questa bottiglia? Ciru! Che devo? Grazie, stamattina si è svegliato con un terribile dolore di mano e mo c'è a pigliare una bottiglia di lacrime di Cristo. Ah, e questo è tutto, ma mo ce la vado a prendere. Ma tu stai ancora qua? E tuo amore, ma insomma, tu dici che vuoi fare a Graziella, stai ancora qua? La voglio bellissimo, ma dico che calma. Ti devi muovere, a mente che tiene, piglia muovere, corre! Sono andato. E veramente fa dopo l'essere bello al mondo come me. Si incontrano certe pupe. Bene, bravo. E dove mi stava conservata questa bella sorta di essere voluta bene da un cavaliere che accoppia la gentilezza dei modi alla bellezza dei lineamenti. I casetti, fate i casetti. Cuore mio dolcissimo, io mi sento inzuccherare. Quell'ora io vedo di mirare quel tuo bel visino e ti giuro con il miglior senno del mondo che quei tuoi occhi hanno fatto sì che il ragazzino di Venere mi trapassasse tutto. Cuore, polmoni. Fegato, curatella, ma che si Mamma chiama? mia. Passa qualche gatto se lo mangia. Ma per colpa mia avete passato tutto questo trapanamento? Io trapanamento si è da chi stata, si è trapassato e vi dico di più, ma di più. Quelle vostre labbra mielate mi hanno fatto un brutto scherzo, mi hanno colpito al cuore che salta e risalta, come se lo mettessi in gola. Aspetta, ma marchesino mio, ma poi non è che vi dovreste pentire e farmi piangere lacrime amare di nostalgia? Io farmi piangere? Corpo di Carlo Magno, io non farei mai piangere i vostri occhi furbettini. No,
vero, Marchesino, quando dici una parola, quella è, no, è certo, parola. E da parte mia, se non la bellezza, almeno ci trovate l'onestà. Marchesino, dite la verità, ma dove l'ha trovato una ragazza del 1750 a Napoli così onesta e pura? Patrica, senti, i soldi. Io non sono come quelle altre figliole sfacciate che cercano ai fidanzati una cosa e a chi ne cercano nate e si fanno la dote sulle ossa dei fidanzati. Guardate qua, guardate, ho consumato tutte le calzette di seta e siccome non tengo i denari per comprare un altro paio, vado camminando con queste di cotone. Ma non va così, non ti preoccupare. Adesso il Marchesino spontaneamente ti regala un bel paio di calzette ricamate. Ma le comprerò e le porterò con cuscioni miei. No, fate così, Marchesino, non vi incomodate. Date i soldi a me, che le vado a comprare io, perché io so a lei come piacciono le calzette. No, le compro a mio genio e gliele porto. Va bene, allora andiamo. Salvato, mi raccomando. Non ti preoccupare, le faccio comprare ricamate, Ti di raccomando. seda ricamate. Voglio proprio vedere che sai Tu mi fare. devi solo comandare. Io ti voglio così bene. Io un cuore tengo e sei tu. E vengarotto, Marchesino. Buon latte me l'ha già scontato, hai capito? Buon latte me l'ha già scontato. Che gli ritornissi che mi hai fatto perdere con chi lo signore. Ma quello se ne stava andando, signore. E tu subito ce l'hai ricordato. Ma perché se ne era dimenticato, perciò se ne stava andando. Beh, quando si scorda di papà a me, non ci offriva niente a mente, perché? Ma in quel caso ci devi pensare tu. Ci devo pensare io. Sicché lo signore che te strano te ne importa, e di me che ti sono tuo padre e ti sono parenti, non ti passa manco per la capa. Ma insomma, che succede? Ma è possibile che voi facete un'altra mattina? No, scusi, io lo mangiava a tradimento, mi ha fatto perdere 2 tonnesi, 2. E che t'ha fatto? T'ha fatto perdere Niente di meno, eri lì. Un signore è venuto e si è accattato 2 prove, l'hanno per la città. Abbiamo cominciato la giornata. Poi se ne stava andando perché si era scordato i superiori. Qualunque figlio normale, che doveva fare? Sapeva sta zitta. E invece no. Regolarmente, vogliamo, signore, guarda che lei si scorda il prezzo. E ha già fatto scontato, ha già fatto le vizie mangiate. Hai fatto bene, figlio mio, così si fa, devi dire sempre la verità. Dobbiamo morire subito tu ma guardate che insegnamento gli fa una mamma al figlio, guardate. Ma io con papà non ci voglio faticare più. Ma che ti faccio a pensare a me? Che ti faccio a proposito, mamma, ma cosa mangia? Tu se vuoi mangiare, piglia sta sport, torni in tuo mercato e tanto viene qua quando è venuto tutto e pronto. Mi sono spiegato? Vai! Va bene, ho capito. Io ho una sola disgrazia nella mia vita. A me provano, non mi piacciono. E provano, mi fanno schifo. E come sono belle si provano. A 13 turni. Ma come l'hai fatta, Chris? È tale quale a te. Mi sembra la stessa No, storia. questo è uguale a te. Ciru, tu sei venuta, hai già visto tutto sto Ciru, buongiorno. Prego. Sono da pigliare un vino alla cantina. Bravo. Però non ha già potuto buttare la bottiglia. No, non l'hai potuto buttare? No. Perché? Scusi, Quella Graziella stamattina aveva un terribile dolore di molle. E dolore molle, ma viene a me la sera quando faccio il conto, dolore molle. Ma che devi capire? Tu Graziella terribile dolore. E io ho mandato Ciro Cottella a prendere una bottiglia di lacrime di Cristi. Hai capito? Tu capisci mai. Ebbene, non l'hai portata questa Ma che bottiglia? stai pagando? Ci stava papà dietro alla porta e non l'ho potuta prendere. Meno male che non l'hai potuta prendere, perché scusa, una bottiglia che mi fa? Zezza, fai una cosa, da parte lì, pigli una bella damigiana che noi a mia cinuzza e la buttiamo dietro. No, è una damigiana, sai, non la posso prendere. Che il papà se ne accorge. Hai ragione.
Hai proprio ragione, non ci avevo pensato. Ma sai che facevi? Buttammi una bella botta sana. Una botta sana. Tanto tuo padre non se ne può mai accorgere, non sai come funziona le cantine, no? Una botte va, una botte viene, capito no? Questo vuol dire. Tu va bene, grazie. Come no? Non ti rincaricare, non ti preoccupare. E poi falla una volta tanto una cosa proprio importante proprio, piglia la botte, ce la vuoi, così tu risparmi pure di andare avanti e indietro. Tu sta butteva annanzi, no, perché devi sapere, caro Ciruzzo, che in casa nostra noi soffriamo spesso di male di mola, Ah, ho capito. Vabbè, allora tenetevi la bottiglia. Allora, te l'hai visto? No, io ve l'ho data. No, ma io non l'avevo ancora presa quando tu me l'hai data. No, ma io ve l'avevo passata, avevo la bottiglia, sì. Ma l'ultima volta che la tenevi tra le mani tu. Allora tu sei il responsabile dove è andata a finire la bottiglia quando è caduta. Ma può essere pure che era già rotta quando è caduta. Finché non ha toccato terra era sana. Ah, sì. Ciru, già, quanta storia, Paolo, sta bottiglia. Quante cose sta bottiglia? Sta bottiglia qua, quante cose? Quante cose sta bottiglia? Quante cose? 30 tunnesi. 30 tunnesi. 30 tunnesi. Che è la bottiglia? Che è la bottiglia là. Che è vetro di Venezia. Vetro di Venezia. Ma proprio Venezia. Venezia. Venezia, quella città con tutta l'acquittoria. Quella città con tutto l'acquittoria. Vabbè, allora voi siete proprio un conoscitore di bottiglie. Cazzo, senti di me. Io conosco più le bottiglie che provo, veramente fai. Eccovi qua, adesso. Bisogna un attimino. 30 tunnesi, non ne perdono. Non ne perdono. Aspettate. E 3. No, è 3. Aspetta, forse vuoi tazzi so. Aspetta. Fammi vedere. 20, 28, 29 e 30. Ecco qua. Ci stanno tutti? Bravo Ciruzzo, bravo, così si fa. Un uomo serio che fa? Con una bottiglia di Venezia. Oh, dico, quando è? 30 tunnesi. La paga e non se ne parla più. Bravo. Dopo che ho pagato la bottiglia, posso andare sopra da Graziella a vedere come sta? Niente di me, tu sei un padrone a casa mia, veramente fa. Vai, anzi, mo sai che faccio? Per non darti soggezione, va a vedere il maleducato, quel mangiapane a tradimento che sta facendo dentro al mercato, capito? Vai tranquilla, io mi anzi, senza, fai una cosa. Va a trovare poco al solito che andavi da tanto tempo, abbiamo cercato di mangiare insieme. No, prego, quando mia sorella non vado a trovare. Ciru, ma ti raccomando la botta. Vieni, Sana, va bene. Ciru, dove vai così di fretta? E dove andavo? Venivo da te. Ah, no, non puoi salire perché sono sola e chi ti vede entrare può pensare a male. E come stai con il dolore di mola? Il dolore di... il dolore di mole, va un pochino meglio, grazie. Ti è passato. Guarda qua, io ti ho portato dei chiodi di garofano, così te li fai dentro al vino bollito e quello ti passa tutto. Grazie. Eccoli qua. Tu sì che mi vuoi bene veramente. Se me ne volessi tu, guarda, te ne voglio io. Ma come? Se è tanto il bene che ti voglio che me ne sono scesa mezza. Ma lo dici le fesserie? Ma perché non mi credi? Ma come si fa a credere una donna? Vi siete tutte bugiarde e facete uccidere innamorata. Che ti devo dire, Moia? Se non fossi incappata in questi occhi belli ti farei pentire di aver detto questa parola. Ma perché ti sei offesa? E si capisce. Io mi credevo che tu dicevi, no, Graziella mia, se tu te ne sei sceso mezzo per me, io me ne sono sceso più di mezzo per te. E invece tu che hai fatto? Mi hai dato quella risposta. Ciru, io da te non me l'aspettavo proprio. No, non ti mettere a piangere, però perché stai piangendo? E piango perché se tenevo un altro fidanzato, mo mi faceva aiutare a trovare una cosa che ho perduto di mamma e che adesso non trovo più. Ma come da un altro fidanzato ti facevi aiutare, da me no? Sì. E che hai perduto? Te lo ricordi quell'anello con la pietra verde? E come no? Te lo spegnerate la settimana scorsa. Bravo, esattamente. Ieri sera sono andata a trovare una mia zia che ha partorito e me lo sono messo di nascosto di mamma. Però quello mi andava largo e l'ho perduto. E mo chi la sente a mamma? L'ho perduto. Ma allora sai che faccio? Mo te ne compro uno tale e quale, il gemello di quello. Veramente? Sì. Ah, grazie, Ciru. Con questo gesto mi hai fatto capire che mi vuoi bene veramente. E come sono contenti che mi sei contenti che mi vuoi bene. Ciru, non ti avvicinare, non mi tentare. Sono una donna, non sono una santa. Ciru, va, a pigliare l'agnello e ti raccomando, tale e quale chi le mamma. Il
gemello, corri, gemello. vado subito. E fai presto, che Subito mamma vengo. Ah, finalmente ti trovo, vitina mia. Vitina mia. Ma chi è questo signore? Ah, ho capito. Quest'uomo dai bassi natali sicuramente sarà un tuo gentile fratello con il quale avrò piacere di fare la conoscenza. Grazie, mi vuoi spiegare questo signore chi è? Ma chi questo? Ma chi lo conosce? Ma forse, signore, scusate, a chi state cercando? Ma voi, non la bellezza! Ma no, forse avete sbagliato palazzo. Ma lo palazzo, scusate, ma lo palazzo! Ma come? Ma non mi riconosci più? Ah! Ma insomma, grazie, io posso sapere chi è costui e che vuole. Ma questo signore ha sbagliato palazzo. Signore, avete sentito? Avete sbagliato palazzo e ora andatevene per piacere perché state infangando una signora per bene. Io infango? Sì. Baldo giovine, qua c'è un errore. Oh! Questa donna è la mia promessa sposa e adesso se volete farmi piacere di presentarvi al mio cospetto, perché ho capito che non si tratta di fratello ma di sconosciuto. Questa sposa. Maggi. Ma che vi devo dire? State dicendo tutto voi. Ah. Ma insomma, si può sapere lui chi è? Ma chi è sto giovane? Io non lo conosco. A lui! A lui! A lui! Ah, femmina angata, a così dici che mi va bene, si buciarda come a tutte le femmine, ma io ti devo far vedere adesso che faccio succedere. Donna dal volto angelico e dall'animo di Diana, ma mai più vedrai questo visino unico al mondo e ti giuro che per la vendetta scriverò a Carlo III, alle armi! Alle armi! Alle armi! Questo Salvatore Tagliente gira sempre qua intorno. No, non è che gira qua attorno, che facciamo? Chi le stronze? Gira qua vicino. Ah, vicino. Chi sta in napolitano, vicino che chi le struscea. Ma io sto sempre qua, non ho mai sentito il rumore che sto struscio. Evidentemente, struscea silenziosamente. Può darsi. Che facciamo? Vabbè, comunque non vi preoccupate perché tra poco Don Papiluccio si sposa a Graziella e tutto si sistema. Ma che No. non penso proprio. Non pensate? Allora è meglio se controlliamo. Secondo Facciamo me. una cosa, visto che voi state qua e quello Graziella non vi conosce, voi fate finta di voler accattare i gnocchi. Gnocchi? Che ci fa questo gnocchi? No, signore, non so se vende sta roba qua. I gnocchi. Gnocchi? E che ci fa questo gnocchi? Gnocchi. Andate là, chiedete gli gnocchi e ha scanagliato un poco. Ha scanagliata. Ma sono chi che non sa parlare, la interrogate. Ma poi sta venendo frate, noi andiamo a lui. Ninuccio, buongiorno. Allora, quante prove le abbiamo vendute oggi? A te che te ne porto. Ma che educazione, io sapevo che la pigliata. Sei soggetto Salvatore Taglienza, come tu so. Sei soggetto Salvatore Taglienza, come tu so. No, Tagliente non ci capite, po'? Sai, soggetto Salvatore Taglienza, come tu so. Ah, Salvatore Tagliente, sta in coppa a dosorate. A te che te ne porto. Ma io c'è sto. Rispondi. Sicuro. Pensa che l'altra sera per non venire, mamma l'ha pure strillato. Mamma l'ha strillato? E perché l'ha strillato? Perché si pensava che invece di venire da Graziella era andata dall'amica sua. Voglio fare il Però poi lui ha detto, vicino a mamma, ha detto che lui all'amica sua non la pensa proprio più perché l'ha lasciata. Mamma ti hit. Mamma c'ha hit che se vuole bene veramente a Graziella non solo non deve mai mancare la sera, ma che deve venire a salutarla anche sempre a mezzogiorno. A mezzogiorno? E Sara ti hit. La Sara mi faceva sì capa. Facevi sì. Poi sapeva fatta. L'altra sera, ieri sera si è fatto portare i pasticcini dal Marchesino. Ce li siamo mangiati tutti quanti. Il Marchesino ha portato i pasticcini. Ma quale Marchesino? Oh, Marchesino Spizzo. E chi? Ci siamo pure Salvatore Taglienza. Certo che ci stava pure lui. Pure lui. Quando si è mangiato più pasticcini di tutti quanti. Perché ha detto, guardate questa cosa l'ho organizzata io. Vabbè, Salvatore Tagliente che dice che il Marchesino viene qua a mangiare i pasticcini? A me non mi sembra che è contento, però poi quelli quando vogliono parlare solo tutti e due, lo vanno a fare lassù, di nascosto e in silenzio. Ehi, se solo prova ad avvicinarmi, Salvatore mi fa fare la scagnata di casa. Lo vanno a fare là sopra da solo, di nascosto? Sì. Ah, moglie di un cornuto volontario.
Signor, facete una cosa, parlate con Graziella e cercate di capire qualcosa. Mi vai con frate, cerco di capire qualche altra cosa. Tra poco è mezzogiorno, può darsi che viene Salvatore Tagliente. Io faccio no! Che puppetto! Ci fate una scenata, Ma no? una scenata, Io cerco di che capire qualche c'ho? altra cosa, ma raccomando, però con calma, No, con calma. io già c'ho. Signori, parlate pulito, La con già calma. c'è. Di lui, vieni con me. Senti una cosa, ma quando tua madre può parlare con Salvatore? Ma non Che sei mai! veramente Ma ha fatto che tu pazzesco? non ma che sei grasso! Ah, ma andiamo, facciamo un sascio da giorno! C'è nessuno? Uè, c'è nessuno? Sì, ci sono io, vengo. Già, ma Aspettate, visto? eccomi, Oh. che vi posso servire? Buongiorno! Mezzo chilo di gnocchi! Ah, sì, quelli che vedete sono di ieri. Aspettate, mo ve li faccio freschi. Sì, sì. O volete le punte d'ago, queste No. qua, guardate. No, conosco. Ah, già le conoscete? Sì. E quando le avete assaggiate? Sì, me le avete regalate a voi. Io ve l'ho regalata e non mi ricordo. Sapete, io non regalo mai niente a nessuno. Invece me l'avete regalata. Guardate come si fa la pasta, guardate. Ah. Così ve ne imparate a fare pure voi. Dici che si guadagna assai. Prima si guadagnava tanto. Adesso se ne sono messe tante a fare questo mestiere. Meno male che noi ci arrangiamo pure in qualche altro modo. E cioè? E adesso ci mettiamo a vendere le provole. Vendete le prove, vostro marito le vende? No, mio marito no. Mio padre è aiutato da mio fratello Ninuccio. E vostro marito che fa? Mio marito è morto da tanto tempo. Che peccato. E dici tu una cosa, ma tutto che si proprio attaccato di uguale, che se ne verrà? Non ho capito, scusate. Tutto che si proprio attaccato di uguale. Che se ne verrà? Che sti? È proprietà! Chi se ne verrà? E speriamo che qualcuno se ne viene a godere queste proprietà. Sì. Intanto sono mezza fidanzata. E con chi? Con un bello giovane, senza offesa per il fidanzato vostro. Ma sapete com'è? Non si deve essere belli fuori, si deve essere belli dentro, nel comportamento. Certo, e per questo il fidanzato mio ha me conseguenze. Quello è guapo. Sì. Ma per caso si chiama Salvatore Tagliente? Esattamente. Oh mamma mia, ma che sei stato con me gnocco? Oh mamma mia, ma capiamo poca acqua. Ma adesso qualcuno, Salvatore, per piacere hai perché sta con me gnocco, ma capiamo poca acqua. Mamma mia, ma che è successo? No, Salvatore, ma che fai? Tu sai che sta con me gnocco, che no, non sai? Salvatore, così. Ma presto, capiglia il Ma mica lo mannaggia. Se ne giù, Mi scappa! Mi dà mano! Foto! Obblighi! Traffico! Uscia! e ringraziato, che avete scordato tutti alla cosa, perché sennò, che sono già di morte, ti facciamo tutti alla È guarita, si sente bene. Non t'hai capito niente, ma non ci stai guarito. Stai calma e parla piano piano. sta ammazzando e sto parlando napoletano, non sto parlando Stai francese. parlando albanese. Certo, ringraziando che avete scordato tutti alla casa. E che fa con tutti? Da capitano! Ehi! Anzi, si chiama Prestimo tuoi. Io proprio sono tutti al mio. Però ti metto paura, Salvatore Ti Tagliente. fai male col coltello, ma perché fai sti cose? Perché? Ma ti rendi conto quello che hai fatto? Che hai fatto? Quindi tu esci da me, che sono una grande femminone, smuriti, settimana, una grande artista, non gnoccolare niente, cazzo che ti tocca. Da parine sanno, tutti schiafetti, tutte manuvole, tutta vita, tutta pari. E io, la femminone, dopo teatro, facevo scendoso, facevo il teatro, Lorenzo, piano piano, che stai dicendo? tu hai lasciato a me, aspetta. che sono una femminone, poi non gnoccolare, che quando ti accarezzi, da marino sanno. Ma quanto ma insiste con questo fatto? Non vuoi capire che io non sto facendo niente? Io qua vengo per lavorare. Sì, tu mi dici sempre questa canzone, ma mamma ci sposteriate, salvato. Io mi ho già salvato. Va bene, perciò io mi ho cacà e tanto ma quiete quando ti ha già salvato. E dopo che ti ha già ucciso, mi faccio raccontare tutte cose, salvato. Hai capito? Salvato. Hai capito? Il purtiello t'ha già pizzacando noi, salvato, vita Giacino, salvato, la Giacino, salvato, la Giacino, Ma
E quella dove sta? È guarito, miracolosamente Ah, vabbè, guarito. tutto insieme. Un miracolo, come l'ho visto a me, mi ha scaricato i cazzotti, ha parlato albanese, non ci capivo niente, è guarito e si vede. E perché? E perché? Perché quella è una mia ex fidanzata. Perciò se ne è venuta dolce con la scusa del mezzo chilo di gnocchi e voleva sapere se ero sposato maritale. Ah, e tu mi ci hai detto? E che è la verità, ero fidanzata con te. E mentre ci dicevo quello è svenuto. Che l'avevamo io subito, avevamo invece no, calmato. Ma no, come Marchesini, come Marchesini, hai fatto proprio bene a ricordarmelo. Quello non è tanto scemo come No, sembra. chi è scemo proprio? No, quello è venuto, mi ha portato il calzette e ha detto che non ti dovevo più vedere. A me? E perché? Perché? Perché è geloso di te. Io ho detto, guardate che non è possibile che non vedo più al Marchesino. E allora quello ha detto, ah sì, allora mi riprendo le calzette. E ha detto che se ti vedeva ti doveva raccontare un inciucio, così lo credevi. E tu poi non mi avresti più guardato, avremmo litigato. Salvatore, come facevamo? Guardate. E ma perché piangi? E piango perché se quello ti incontrava e ti raccontava l'inciucio e tu ce lo credevi, io come facevo a non vedere più la tua bella faccia? No, non ti preoccupare, con chiappa, con un cazzotto in capo, lo faccio andare così. Bravo. E andiamo a chiedere scusa da Bravo, e fatti portare le calzette. Si capisce, quelle ricamate. Ricamato, faccio vedere che andare a chiedere scusa in ginocchio. Bravo. Non ti preoccupare, ci pensi io. Bravo. Non ti preoccupare, va. Sì, cose pazze, va che acchiappare. Scusate, Salvatore Tagliente. So io. Permettete una preghiera? Pregate. Volevo sapere se per caso, vi state occupando di organizzare un certo matrimonio tra Graziella Gnoccolara e il Marchesino Spizzola. E a voi, che ve ne importa? No, vi volevo dire una cosa per il vostro bene. Ognuno pensa al bene suo. Voi pensate al vostro, io penso al Ma mio. allora non vi volete far pregare? Per piacere, giovanotte, qua siamo al mercato, c'è sta la chiesa del Carmine, la chiesa di Santa Ligia. Trovatevi una chiesa e andate a pregare. Ma non dello dovete spiritoso. pregare, E si voglia staccare. no, ma io una mazzata. Guaiacca, non me ne voglio. Faccio carattere. Vada come vale, perché io sono un uomo onorato. No, che si dice come onorato? Ma che si fosse voluto per far passare l'uomo a me? Ma chi ti manda a casa? A me mi manda Dolores. Lo sapevi. E beh, che t'hai? Ha detto che attenzione a quello che fai, perché può darsi che tra poco torni da lei cornuto e mazziato. E come hai fatto a capire tutto questo che stai? Che c'è me l'ha scritto un po', perché sì, sei venuto un po' di tempo. e sai che ti dico? Che tu fai che si può cantare al tuo padrone, tu vedi che tu fai un ruffiano con la chiesa spizza. No. E ti faccio passare qua. E ti faccio passare qua. Fatemi chiarire. Ti faccio passare qua. Fatemi chiarire. Se tu Fatemi chiarire quello è un Don Papinuccio. Oggi fatto mai. Che si muove a domani Don Papinuccio. Ci conto tutte cose e chi me ne manda. E io che avevo calcolato tutto. Don Papinuccio si sposava a mia moglie. Io che facevo a quel punto? Toglievo la scrupula a mezzo e facevo resuscitare a Fasulo. Don Papinuccio, se tenessi a mia moglie, sicuramente avrebbe voluto far morire un'altra volta a Fasulo e fare tornare a scrupolo. Ma se non moreva i soldi, io a scrupolo non lo ava e rimaneva Fasulo. È un po' difficile, signore, ma allora si capisce tutte cose, non mi preoccupate. Con calma, Non lo so perché. Capito? Senti, allora tu tu devi lavorare con me, che io ti faccio Sì, fare... ecco, non vi Allora, ti preoccupate. devi fare una grande cortesia. Dite. Tu devi dire alla madre di Graziella che non stai più al servizio di Don Papinuccio. Certo. E che stai lavorando per me, mi fa pace con Graziella. Non vi preoccupate. Se la mucco Non vi preoccupate, ci penso io. E poi dopo mi devi fare un piacere, che secondo me solo tu me lo puoi fare. E dite, sono a vostro servizio. Io so che tu sei stato tanto tempo fuori, hai girato il mondo. Non giro, io sono tornato il mese scorso dopo che hai girato il mondo sotto in coppa. Ah, bravissimo. Allora, noi dobbiamo fare una cosa. Noi dobbiamo scrivere una lettera alla mamma di Graziella. E alla mamma di Graziella dobbiamo dire
è questa cosa qua, che praticamente Luca Fasulo, il marito di Graziella, è ancora vivo. No, ma che lo sanno? Secondo me, se per Hai voi volta, è no. meglio che lo facciamo morire. ragione, Lo facciamo Luca morire Fasulo- subito. E subito, a Pisa, Sì, come è capita, meglio, capita, meglio, che Luca Fasulo è morto e che praticamente lei sapendo questa cosa può essere che Infatti voi entro io ma come in glielo scena. facciamo dire? Allora, Sta senti, letto che allora, amanna. aspetta, noi facciamo in questo modo. Tu sai parlare spagnolo? Io quando parlo spagnolo, tutti quanti mi pigliano per uno che parla spagnolo. Benissimo, allora ti travesti da soldato spagnolo e porti questa lettera. Va bene? Ah, quindi io la porto a Bella idea! Sì, perché donna Zez per questa lettera che non arrivava, ne ha tenuto fidanzati in frisca per la fidanzata, la figlia, ma ci penso io. Ma Papiluccio, quello ormai non ci sta più in mezzo. No, ma quello e allora, non ci teneva mi devi il spiegare questa cosa pensiero, per però bene. ultimamente si era ammosciato un po', quindi per voi c'è campo libero, non vi preoccupate, ci penso io mi la metto. Che guai! Eh sì, perché se chi Salvatore Taglianda bene a sapere che Luca Fasule è morto, sa che più Graziella. No, è che non ci vanno curtielle pacciaroi, che ci vanno curtielle rosse. E come già fa? Aspetta però, si faccia arrivare una lettera a Dorica che Luca Fasule è viva, a Graziella ci vedo dubitamente. Isso fu soldato spagnolo e io che faccio l'attrice spagnola non so fu spagnolo, signor. Aspetta, Salvatore Tagliente, per un momento so voglio, ma i loro due sono conduati. Mamma mia, ma che cavolo che fa stai un attimo? Zezza! Tocca. Oggi la capo non la tengo più. Graziella! Grazie! È arrivata la botteghino? E chi ce la doveva portare? Come chi deve portare? Cino Cortese, chi deve portare? E se aspettiamo a Ciro Cortella ci beviamo l'acqua per tutta la vita. Oh, perché ce l'aveva promesso? E perché mentre stavo qua fuori è arrivato il marchesino Spizzola e con le calzette e Ciro Cortella si è mangiato i maccheroni. Oh, mamma mia, allora mi pensa a Cino Cortese. E non vi ho detto ancora niente. Il marchesino Spizzola, vedendo la sfuriata di Ciro Cortella, si è mangiato i maccheroni pure lui e ha detto: ho inteso l'intreccio, così si infinocchiano i pari miei? Non si è mai detto. E ha giurato di andare a scrivere pure a Carlo III. Oh, mamma mia, ma penso pure un marchesino Spizzola. Ma se me ne porta a me non mangio, ma come faccio senza Cino Cortella? Come faccio la Io sera? tu marchesino, ma funziona da via. Cinuzzo mio, ma perché te ne sei andato? No, ma perché si è spuntato stamattina? Mamma, ma che è successo? Nino, figlio mio, fatti coraggio. Tua sorella, in poche ore, ha perso 2 fidanzati d'oro. Pure a Ciro Cortella Cortella e un marchesino Spizzo. No, come facile? Chi sta povero uomo? Ma chi vuol fatto giù? Ma Cinuzzo mio, perché te ne sei andato? Vieni, torna sta casa aspetta. E caggia fa. Io tengo sempre annanzi a lui. A chi? A Cino Cortella. E non ci pensa. Ringrazio a Dio che mi ha fatto passare la foto con Marchesino Spizzola. Sì, sarà, ma io a Cino Cortella lo tengo sempre in tuo cuore. Diciamo che lo tieni in stomaco perché chi gli ti portavo vina. Quanto era bello Cino Cortella. Che uomo, che uomo. Ma tu sai che a diurno rompette una bottiglia, no? Amico, ha tutta la bottiglia, c'è ti hai visto? Ma che è, vedi di Venezia, per caso? Sì, è vedi di Venezia. Amico, quante cose? 30 tunnesi. Una coppa no. Che uomo, mamma mia. E chi l'aniello non tu vuoi? Chi l'aniello, ho sperato per la coppa.
Mamma mia, chi lo dà a accattare? Una pezza giovanetta. Allora gli disse, Ciro, ho perso l'anello, non ti preoccupare, biglietto è accattare da voi. Poi biglietto un pignale, il biglietto è a spignare. Poi giovanetta, e si dà accattare da voi. Poi tu non pignassi, e si deve spignare da voi. Poi tu mi disse, e si deve accattare da voi, o se si possa noi ce l'avevamo venuta. L'anello deve andare a rete. Era un anello viaggiatore. Ah, Ciruzzo mia, lo sai. Quando si fa che sono, no? E si avvicina dove non mangiare, a me mi veramente sempre o vino tuoi. O bianco rischio, o vino mondraone, o russe casette. Ciruzzo mia, Ciruzzo mia. Io quando penso a te, quasi mi viene la chiacchiera per me. E proprio non sono arrivato ancora. Beh, tu morivi subito se aspettavano un po', così. Oh, ti sono venuto a cercare un turniso, io già fa con già sta scarpa che sei scassata. E fa con già la scarpa? Ma come la scarpa nuova che hai già raggiunto l'anno passato, già l'hai rotta? Gesù, e quanto deve durare una cucitura? Gesù, 10 anni, 20 anni, 30 anni, tutta la vita, una cucina troppo scarpa. E poi tu, è inutile che ti metti in mezzo, hai capito? No, tu con me non devi parlare più. Ah, se ne so io ti innamorato tu, e poi a te pure tu. Anzi, fai una cosa, quando te ne vai, portati pure a chi, sto in lavamelo per annanzi a lui. Va bene, ce ne andiamo. Ma fammi camminare. Vieni qua. Vieni qua, devi venire. Che tieni male, fammi vedere. Che ti... E va su. Fa su. Ma devi... Ma come te non potevi fa su e da pignate mamma? Ma come? Ma allora che... Ma allora che hai deciso? Ma che hai deciso? Disgraziato. Vuoi fa morire crepacuore a me? Vuoi fa venire in attacco cuore a me? Sì, vuoi fa venire... Ma tu... non può battere che chiama mamma, Ma chiama mamma! Che sapete deciso? Lo so, questa è una conciuta contro di me, ma io non ve la do la soddisfazione. No? Non ve la do la soddisfazione. Poi sapete che faccio? Sapete che faccio? Mi va a camminare a mare. Mi va a camminare a mare. Guardate che io mi porto a mare. Che bella famiglia che te, tuo padre si porta a mare e chi se non si passa ne manca pagare. Ma io da fanculo, per piacere, sì. Gesù, chi lo veramente fa? Papà! Ninu va presso tu, che chi le papà si va a mare? Oh, sì, chi lo va? Ma quando mai va? Chi le si va a mare? No, io so buono a chi. Chi lo prima mi va e poi si va a mare. Ma non lo sa perché se si va a mare chi lo muore affogato, no? Non lo sa. Non importa a me, tanto io dico che amico la città di a mare. Ma chiama mamma. Mamma! Che è Luca che sta maniera che passa? Papà, ti casa vuoi buttare a mare? E tu perché chi l'hai che si va a buttare a mare a Luca che sta fai venire che stupo? Ma roba, lo punna subito, che mi dai che già nato pronto. Mamma! Ma si muore papà, ci facciamo la stessa magnata quando muretto nonno! Nino, più grosso, una magnata ancora più grossa! Mamma, ma chi lei che si vuole veramente? Vago! Ma io tengo da fare! Non posso lasciare il lavoro perché papà si vuole male! Pure io tengo che fare! Anch'io! Ma chi le si vuole veramente? Oh mamma mia, io prometto 10 tornise a chi mi porta una bella notizia! Allora mamma, mo ci va chi, aspetta! Ma che si mangia stasera? Simone, vada, ti faccio un capretto che patana! Oh, capretto che patana! Wow, mamma! E come fosse bello se papà morisse veramente! Momento, rinda sacca, 10 turnisti, e dinda panza, oh capretto che patana! Ma faccio una cosa, ma va a vedere, papà, oh ma, oh capretto! Papà, mi ridamma!
facete così? Io invece ti dico che Graziella è più scaltra di quanto credi. Ma no, è un po' che scepulella questo. No, qua scepulella. È furba e ha del cattivo da vendere. Ma perché? Ma come mai? Prima eravate così innamorati, adesso vi siete storzellato tutto qua. Storzellato, te lo stavo a spiegare. Nel mentre le portavo le calzette, l'ho scoperta che ciarlava con uno di Bassi Natali. Bassi Natali? Beh, poi è il fratello io di Bassi Natali. Pure io sul principio pensavo questo. Ma come vuoi che non mi stizzassi quando quell'uomo dai Bassi Natali, nel momento in cui ho detto che era il promesso sposo di quella leggiadra fanciulla, si è infervorito, si è incimato. Sabato si è incazzata, babù, e ha fatto le mani da plebeo. Come sarebbe ha fatto le mani da plebeo? Ha fatto una mano tanta. Quelle mani da plebeo sono grosse. E quelli lavorano. Sono il doppio di quelle dei nobili. Quelli lavorano. Ma che teneva 100 diavoli addosso? No, aspettate, forse ho capito. Probabilmente era un corteggiatore solitario che si stava là per fatto dei suoi e la corteggiava da lontano. Ma quando poi ha visto voi, ha visto la vostra bellezza, la vostra, non ti mettere paura, la vostra grandezza, la vostra nobiltà, la vostra di tutto, e te come mi appare un fisso, anche perché voi avete soldi da spendere, lui no, e sempre voi vi ha fatto la mano i plebei. La mano da plebeo. Non vi preoccupate. Adesso fate pace, chiedete scusa, facciamo pace e non se ne parla più. No. No, ma da chiedere scusa, non vi preoccupate, faccio pace, va bene. Io scusa essa. Vabbè, allora ci portate un bel paio di calzette. No, le calzette no. No, che calzette siamo? Dobbiamo... no, Salvatore, un po' che vendetta me l'ha già pigliata. Ma voi buttarci prima in casetta e poi lo pigliate a vendetta. E non ce l'ho, le tengo a palazzo. E vabbè, la andiamo a prendere, va bene? E andiamo a prenderla. Che Salvatore, mi è venuto a mente un pensierino proprio bello. Un pensierino d'amore per Graziella. E sentiamo. Senti, e penso, più lo penso, e pensa che più quando io lo penso, penso che non potevo pensare un pensierino migliore. Avete pensato? E l'ho pensato, sentiamo, e mi è troppo bello, io non lo sto pensando, ma penso che non ne potevo pensare un altro Ma che si migliore. fatemelo sentire pure a me, così vi dico se è un pensiero bello o un pensiero stupendo. Aspetta, mo te lo dico. Ho pensato che quando mi sposo Graziella... la porto a casa mia. Dai. Io mi credevo che la portavate all'ospedale degli incurabili. È che sta morendo. Ma scusate, la casa vostra ve la dovete portare sempre la sposate. E condotta che l'ho a casa. Ecco. E condotta che l'ho a casa. Meno bella. E condotta che l'ho a casa. E che se faccio? Non mi hai fatto scordare un pensierino. Andiamo a prendere, può darsi che mi viene in mente un pensierino. Condotta che l'ho a casa. Che la che se faccia a Non lo so, che perché ne non faccio? dove mica la già scusa io, me la Come pesa capo, mamma mia, non so cosa devo fare. I fidanzati di mia moglie aumentano a vista d'occhio. Scrupolo! Ma Graziella, tua moglie! Ma perché? Ti sei sposata? Così sembra, Bravo, e com'è bella? Grazie, tale e quale a te. Bella e malamente. Come malamente? Ma perché sono malamente? Sì. Aspetta, mo scendo così me lo spieghi da vicino. Te lo spiego. Mamma mia, a capo, perché c'è di questo? A capo. E allora? Com'è sto fatto che sono bella e malamente? Si capisce, grazie. Tu fai amore cucciente. Ma tu sei scemo in capo. Sì. E allora il marchesino Spizzola perché sta sempre qua? Il marchesino Spizzola, ma noi teniamo per farire. Sì. Intanto viene sempre a Caessa e Salvatore Tagliente. Io ne è nata. Grazie. E Cino Portella, non sei sempre purissimo per capo. E caccia fa, quella la strada è libera. Sì. E poi lo sanno tutti quanti che io sono maritata.
Con Luca Fasulo? Ma chi è morto? Ma quando mai? Ah. Quell'estate papà e mamma che hanno messo in mezzo questa voce per dare una speranza di matrimonio a tutti questi innamorati che hai detto tu. Grazie, ma tu a Luca Fasulo volessi ancora bene? Ma chi se lo ricorda? Qui lo stesso giorno lo matrimonio si portai tutto il loro caporetto papà e se ne è troppa nuova coretta e si andò a imbarcare come marinaio. Ma se tu lo incontrassi lo riconosceresti? Ma quello neanche papà e mamma lo riconoscono, no, l'hanno visto qualche giorno in più. Sì, Li sì, l'ha già, visto già, solo già. nella chiesa. Ma quindi ti ha lasciato zitella? Sono mai lasciato Zitella, zitella e così zitella. sono rimasta. Così sei perché rimasta? io sono una femmina onesta, hai capito? Ma sono 10 anni che sono onesta, 10 anni! E mo basta! E ci devo credere o non ci devo credere? Poi perciò mi fa male a capo, poi che ci devo fare, che ci devo fare? E vabbè, facciamo la funzione del soldato spagnolo che porta la lettera. Voglio vedere all'annuncio della mia morte la mia vedova come reagisce. I tempi sono cupi e un marito prima di resuscitare deve controllare bene le sue cose. Bene le sue cose. Mannaggia, annanzi mo non sei chittato. A Margellina nemmeno, a Bascio Porto neppure. Ma dico io, uno dice mi vado a manare a mare e non dice a roffa. Chi lo mare è pure a così grosso, io lo vado a cercare a chi. E intanto, perché riesce a tornare che se ne va, è pure capretta. E intanto a gente come già facciai un nato oggi, sta arrivando Marchesino, a giù risolto. Disgrazia! Farà butto a me, vieni a qua, ma come ti permetti di insinuare sul Marchesino? Ammalassi tu, Signor cognato, che succede? Marchesino, datemi un po' questa spada che vi devo dare una lezione a quel giovane che si è permesso di offendere la vostra squisita persona. E in che modo? Marchesino, quello ha detto che tenete i piedi a papera. I denghi a pappa. Ma quando mai? Marchesino, quando vi prego, datemi questa spada perché gli devo andare a dare questa lezione. Quello ha incominciato a dire che voi siete anche un maruffo. Marchesino, quello ha detto che se uno mette uno scorfano vicino a voi e domanda a un pescatore chi è lo scorfano, il pescatore mette il dito sopra di voi, Marchesino. Offesa mortale! Le armi! Ecco, andate da costui e lievita e ditegli che la natura ha voluto dare in me un saggio di perfezione. Marchesino, gliel'ho detto, quello continuava a dire che voi tenete pure il coscio sto. Ma quella è una posizione regale, qua cosci sto. Marchesino, facete morire. Tenete il coscio sto. Camminate un po', andate un po' innanzi. Tornate un poco a girate un po' là. Giro. E andate un po' a andate un po' a Marchesino, mo marai 5 turni, o te fizzo sta pausa. Sciocchino! Ho capito, era uno scherzo! Ma pure a me spada che è pericoloso, cognato! No, Marchesino, può essere pericoloso per te se non mi dai i soldi. Ma scusa, ma tu non volevi infilzare chi ha offeso la mia bellezza? Marchesino, stiamo pazziando, però lo faccio vedere. Mo marai 5 turni sotto a buca panza. Nino, ma che ti ha fatto Marchesino come un pizzaco ma tu sai sì? Idolatra bellezza, calate giù! Grazie, ma mancate parole. Ma voi mi avete portato le calzette? Le ho qui meco per voi! Nino, lascio stare! Senti, a me le cazzette non me ne fotte proprio, voglio 5 turni. Lascio stare, ma tutte le calzette, lascio io! Ma che stai facendo con Marchesino? Signora madre, aiutatemi! Che stai facendo con questa spadrassa? Stai spannando la spada con Marchesino? Insomma, ma non si può manco pazziare un po' in da sta Ma casa. pazzia che pare tu! E tu là non capo, che stai facendo? Sempre affacciata a sta finestra, riesci a vierinta, che la gente ci può criticare! Signora madre, con il vostro permesso vado da Graziella l'idolatra bellezza a vedere come le donano le calzette che le ho portato. Andate, Marchesi, questa è casa vostra! Ma grazie! E se viene Salvatore Tagliente, ditegli che sto dalla pupa di zucchero. State sentito! Mamma, ma chi se ne è più? Chi sta sull'ando grazie? Va. Ma chi ha ci capito? E vedi se le calzette sono di gusto di tua Vai a sorella? vedere, ma io già fai sempre spione. Tu stai qua? E che re? Non ti sei menati più a mano? Il mare era troppo agitato.
ho pensato solo. Il povero guaglione è giunto sotto in coppa marina, annanzi alla rete, sperando di vederti galleggiare sulle acque trasparenti. Beh, che già fai? Ma dici la verità, chi le fa mare davvero? Ma voluto. E secondo te ma che avesse a fare? Secondo te che avesse a fare quando viene il povero figlio mio? Quello che fa, prima dice che si va a buttare a mare, la famiglia resta tutta addolorata, affranta, piange, disperata, poi si rassegna, se ne fa la ragione, non ci pensa proprio più, è quello che fa torna. E mo secondo te io che gli devo raccontare a quello povero figlio mio? Che cosa gli devo raccontare? E secondo te quando viene il povero sai figlio mo mio? come ci rimane male quello povero figlio mio? Che tu dannazione! Oh creatura ci rimane male, oh creatura! Tu fai sulle promesse e non ne mantieni mai, prendi sulle Non ti preoccupare, appena viene quel povero figlio mio, io dico, non ti preoccupare a papà, perché poi rimane ad essere agitato, quello poi si calma, appena si calma a mano, papà piglia il sotto, ti è a te, ma può piacere. Papà, tu stai qua! Non me niente! Io sto qua, io papà sta tu. Papà! Papà! Che è? Ma visto figlio mio? Ma che è? Papà! Ma Papà, sta papà! Non sei venuto in chioma! Ma fammi capire una cosa, ma no, io non capisco. Ma stai piangendo per il piacere di vedermi o per il piacere che non mi sono buttato? No, papà, ma sto chiagnendo capretto! Oh, capretto! Oh, capretto che patata! E che c'è questo capretto che patata? Papà, tu non puoi capire, tu non puoi capire! Solo mamma non può capire! Solo mamma capisce figlio! Mamma, sarà la prossima volta! E speriamo presto! Oh, ma tu che fai? E stai qua bascinato a volta lasciato sull'assalto con Marchesino in gomma! Esce, vengo! Oh, mamma, ma che lo Marchesino si è valutata che la da parte? E che significa se è valutata che la da parte? Significa che la Graziella se si va mettendo a cazzetto, Marchesino, con non fa mettere scuola si è valutata che la da parte. E si chi lo passa la volta? No, mamma, non ti preoccupare, ma comunque va a cabrare, ci capite? Esce, va! Ci capisco io, capretto che patata. Papà, non ti preoccupare perché chi lo può... Permesso? Buongiorno. Non sono tale spagnolo. La famiglia Cecalupos? Siamo noi, Modestamente a parte, pure io sono della famiglia Cecalupos. Non potevo sperare di meglio. Buenos, io tengo per voi un papielos. Un papiellos? Un papariello. Ma quale papariello, suaionos? Io non parlo spagnolo, napolitano, io parlo solo spagnolos. Un papielos. Una carta. Corto. Ah, carta. La carta per fare perché? Tu mi fai perdere tempo, voglio? No, una carta pur leggeros. Leggere una... Ah no, e noi modestamente a parte non sappiamo proprio leggere. Ah, non sapete leggere? No. Malo per voi, buonos per mios. Va bene. Questa carta ve la manda un amico di Luca Fasulo. Luca Fasulo? Oh mamma mia, la mossa! Entiendos? Luca Fasulos? Luca Fasulo proprio. Fasulos? Leggio. Legge. Leggi tu. Io già legge tu. Andiamo Marchesino, chi ne sa prendere? Marchesino! Qui, che? Per gentilezza, ma per comando, per piacere, Che c'è? potete scendere a leggere questa lettera perché noi non sappiamo leggere. E come faccio a scendere? Sto con l'idolatra bellezza. Marchesino, è dell'idolatra bellezza si tratta. Ma quello si sta mettendo le calzette. Marchesi, scendete, è una cosa urgente. Presto. Leggere, fate presto. Vengo. Uè, come Aspetta, l'uomo. l'idolatra. Ehi, dove state? Luca Fasulo. Hai già capito, Luca Fasulo. Leggio. Marchesino. Qui. Che? Leggete. Devo leggere? Leggete. Sì, mo leggo. Allora, questa è una lettera. Una lettera spagnola indirizzata a Graziella Cecalupo, idolatra bellezza. Allora io leggo.
Mia cara moglie, vengo con questa mia a dirvi l'ha scritto tutta attaccata, plebeo, non si scrive tutta attaccata. Mia a dirvi che io sto bene in salute e così spero di sentire pure di te. Mi devi scusare se per 10 anni non ti ho potuto scrivere, ma ho tenuto molto da fare e solo adesso trovo il canzo. E a rotonevo stu canzo? Ah, non lo so, io non c'è. E solo me lo trovo! Ma guardate, hanno trovato un canzo! E dunque ho trovato il canzo e questo per dirti che sto per tornare a Napoli. Ti unisco questo zucchino e così ti potrai comprare una bella vesta e quando arrivo io ti vedo che fai la smargiassa. Così passo a salutarti, tu affezionatissimo Luca Fasulo. Luca Fasulo! Ma non è vero! È rimasto Luca Fasulo! Lo zucchino dove sta? Lo zucchino lo faccio io! Lo cazzo sto raggio viso! Lo zucchino non va! Ma trovato! Trovato! Senza lo zucchino? Lo zucchino su Luca Fasulo! Ma che sei lo zucchino, vai? Che era poco. Ma allora veramente è vivo! Vivos! Luca Fasulo è vivos! Perché sì? Vi siete fatto perdere? A che state pensando? E a che sto pensando che mi ha condannato di stesso, ma perché l'ha geletto? Invece sto pensando che chi si da 10 anni non ha trovato un cazzo. Come non è che si è fatto 10 anni di caccia? Può essere. E vogliamo chiamare Graziella, la Chiamiamo facciamo subito. consapevole di quello che Saluta. succede. Ma tu soldato spagnolo! Ma come non è che stanno preparando qualche dominazione? Allora bisogna scrivere a Carlo Terzo! Immediatamente! Alle armi! Mamma mia, quando è? Alle armi! ¿Dónde está la familia Ceccalupos? La famiglia Noyos. Bueno. Tengo un papiello per voi. Ma forse volete dire una lettera? Brave, ma tu parli spagnolo? Un poco, li capisco molto però. Bueno, tengo un papiello per voi, una carta. Dato La mandas un certo todos Paccasecas. Ah, non la conosciamo. Paccasecas. Ma che sì? Bueno. Leggete. Sì, ne leggo un'altra. Sì, leggete. Sì, sempre spagnola. Gentile famiglia Ceccalupos, e scusasse se non scrivo bene italianos, ma io vi sento molto amico, carissimo di Luca Fasulo, con esta letteras do avvisamiento a tutto il casamiento Ceccalupos che Luca Fasulos, dopo un attacco improvviso di Mallana Marapallas. Mallana Marapalla. Mallano Marapalla. Buono, ma bene. Dopo questa Mallana Marapallas era decessos e poi muertos. E chi è muertos? Ah, non lo so. Luca Fasulo. Ah, ecco, voleva dire. È muerto. E dopo che muertos e decesso, mi diceva di avvisare che era decessos e poi muertos. A ciò che Graziella, dopo la sua mortas, si poteva mettere in luttos dopo i 7 giorni disparos. E se volevas, se poteva anche sposare nuovamente. Sì. In fedes paccasicca. Sì. Mamma mia. E che ho fatto sembrare? Una lettrice che è viva, una lettrice che se ne è chiusa, che è morta. Ma forse arriva morto. Arriverà morto, ma forse è morto questo qua, arriva morto. E certo che è morto, si l'ha già visto con chi sto mio. L'ha visto su siete sicuro? E come è morto? Certo, come è morto? Sai come è morto? Morto. Sì, l'ho visto. L'ho visto. E il Fasulo este vestito sul pagliarones. Si sentiva lamentare. Oh, io non puedo respirar. Io non puedo respirar. All'intrasato 3 dottores affamados da Madrid lo hanno visitato. El primos de chetes, esto es mal de panza. No. Dicetes el segunditos, esto es mal de cores. No. Dicetes el terzos, que era lo meglio se tutti e 3. Esto es colera. Hai capito? Io non ci capito proprio niente. Come se venuto il dottore che sei un talmente affamato su morevano di fame. Allora se l'hanno mangiato. Ma sangue della marinos, ma voi non capiscoste proprio niente. Affamados significa famosi.
Tutto non ho avuto! Silenzio! Quest'uomo è un imbroglianes! Come? Tu è un imbroglianes! E perché? Perché questa carta è favitas! È vera! È favitas! È vera! Tu vuoi fare verso a me? Guarda che io ti impizzo come un maccherone! Oh, uè, non fammi incazzare, ho detto che la carta è vera! Ha ragione lui! La carta è vera! State attento guarda che è favitas! Perché Luca Fasulo è vivo! È muerto! È vivo! È morto! È stramuerto! E tuoi! Guarda che io ti impizzo come un maccherone! Ma mi hai scocciato! Ma chi rapicos? Monezas! E t'hai trattato! Monezas! Ma guarda che io ti faccio ma culo vieni così! qua, disgraziato! Io ti faccio culo! Vieni così! Vieni qua! Non vede niente! Che sì? Qui! È svenuto, portiamolo dentro! È venuto! La mia pupa di zucchero! La mia pupa di zucchero! Aspettate! Oh, quanto pesa! Si sente male, grazie. Si sente male, grazie. Ma dico, ma che state? Sapessi che è successo? successo? Allora, Che è successo? è venuto prima un soldato spagnolo. Sì. E ha portato una lettera con dicendo che Luca Fasura è vivo. Poi è arrivato un altro soldato spagnolo con un'altra lettera con dicendo che Luca Fasura è morto. Poi che hanno fatto? Si hanno pigliato a mano parole. Poi si hanno messo a spareggiare e si sono fiuti e chi sapeva mai lo stanno. Ma insomma, è vivo, è morto, Chi? Luca Fasura. Luca Fasura è vivo, è morto. E che ne sa, Cico? No, Sabato, quale acqua si stanno proprio imbrogliando? Perché lui ha mai capito buono se Luca Fasula è vivo o Luca Fasula è morto. No, perché mi mette paura che questi due spagnoli mettono in serio pericolo tutti i fidanzamenti di Graziella, capito? E poi come facciamo? Aspetta un momento, come sarebbero tutti i fidanzamenti di Graziella? Io saccio che c'è solamente un marchesino spizzo, perché c'ho è di solo lui, e è poi solo sto lui. io. Sì, come Ma no? voi avete detto tutti i fidanzamenti, Sì, no? Un fidanzamento. sì. Tu- No, mi sono sbagliato, mi sono confuso, Sabato. No, perché io avevo capito bene, No. perché non vorrei che poi mi pigliassi la nervatura. No, Sabato, noi adesso dobbiamo stabilire bene, non ti preoccupare. E proprio già te, scusa, tu sei promessa, Graziella. L'importante è che noi ce lo abbiamo marchesino quando chiudo per possibile. E poi tu, Graziella sarà tua. Sabato, tu te la vuoi sposare, Graziella? Certo, E allora, scusati, che problema? Sabato, tu non devi avere pensiero una cosa. Tu devi stare tranquillo, Sabato. Tu è inutile che fai ogni cosa in casa. No, Sabato, tu ogni cosa. Ma tu ogni cosa mi fai. Sì, ma tu mi fai avuta lui, ti apri pazienza. E Sabato da qua, e Sabato da là, e chi la cucina, ma che se la così. Sabato, tu vieni a stare qui da me. No, dico, in avrezza le parole, se voi vi permettete di prendere in giro a me, io uno spreccio, ma dai una serie. No, amore di no, Sabato. No, sapete che facciamo? Mo dobbiamo appurare bene perché chi se non giudice. Chi è che sta mettendo in modo da chiamare? Vado a chiamare i miei nipoti, i due nipoti miei, e porto qua. E faccio mettere una creata là. Appena ci scanagliate chi è che sta mettendo su voi, Sabato ti giuro, lo faccio scamazzare. Sì, lo faccio proprio scamazzare. Così, quando la gente lo trova, no? Quando la gente non sanno cantare, dicono, ma come, nemmeno c'è un morto a testa, senza la testa. E com'è possibile questo fatto che quello sta a terra senza la testa? Lo sapete? Non si trova la capa. E allora capite? Facciamo tutto quello. Tanta fatica perché tu hai il vestito spagnolo, i guardie spagnoli, e che cosa è servito? A niente. Voi non vi dovete avvilire, noi dobbiamo semplicemente dire che il soldato falso era vero e quello vero era falso e io sono quello vero invece, avete capito? Tu sei quello vero, e chi poteva immaginare che all'improvviso arrivava veramente un soldato vero? Non ci, allora scopriamo tutto.
Non ci penso io. Come facciamo? Sicuramente quella lettera è in imbroglio, perché non può averla scritta il marito. E tu come fai a saperlo che non l'ha scritto il marito? Ma come? Lo so io. Quella lettera qualcuno l'avrà scritta e avrà fatto un falso. È un imbroglio. Mi dovete credere, è un imbroglio. Don Ci, però ve lo assicuro, ve lo giuro io. Io non me ne vado a ca fin quando non hagi scumigliato chi è stato. E se non scumoglia essa, scumoglia me. Sì, ma a me l'unica soddisfazione che mi è rimasta di tutta questa cosa è che non l'ho avuta io, ma che non l'aveva manco Marchesino Spizzo. E se si fa vedere qua intorno, lui voleva la parrucca, come lo quazzotto in capo, faccio diventare ancora più furto. No, perché faccio vedere questo qua è tutto in imbroglio che prima o poi si capirà chi è stato. O scumoglio. Va bene, e vediamo. Vediamo come A me non fa fessa, a me. Ciro Cortelle cavallo con soldato spagnolo. Mamma, parla spagnolo. Certo. E tu che fai, cane? Mi meriti che non ne volevi sapere più di Graziella? Veramente io ho saputo un paio di notizie che sono arrivate, che se è vero che il marito di Graziella, Luca Fasula, è morto, e si aprono un'altra volta le trattative, io entro un'altra volta in gioco. Mi fa piacere. E voi, però, per la paura che mi ha fatto mettere, state ancora qua? E questo è un ringraziamento per aver portato il cartiello, il papiello dalla Spagna? Oh, io voglio parlare con la signora. Non è possibile, perché Graziella, dopo che ha saputo la notizia del marito, le è venuta una mossa, si è sentita male. Ma io ci puoi dire il punto preciso onde il marito c'ha la voglia di fragolas. Questo punto preciso, chi lo può sapere? Il posto misterioso, noi 3-4 volte lì mi vista su Ma io tengo un'ambasciata segreta assai, che appena la signora la sente, ambressa, scapiscias, che io veramente ho conosciuto il maritas. Ciru, ma chi si dice la verità? Mo. E io lo faccio sapere un po'. Vediamo che succede. Però un po' c'è sta un Marchesino Spizzero che sta leggendo la poesia d'amore a Graziella. Ma sai che faccio? Mo faccio a nascondere sotto il letto. Avete visto? Bravo, Subito guarda, sei un fenomeno. Ma come ti è venuta a mente questa voglia di fragola? È un sogno. Io ho sognato un marinaio che stava a cavallo. E mentre questo marinaio stava a cavallo, si è alzato un vento fortissimo che ha iniziato a togliergli la giacca e che lui si va a cavallo. E ci ha allungato la camisa e lui si va a cavallo. E ci ha allungato il calzone a cavallo. Poi ma guardate, ha detto, uè, ringrazia sto vento, si è saputo il punto preciso dove c'ha la voglia di fragola, il marito di Graziella a gnoccolare. Ma non può venire, saputo dai, sta giacchetto, calzone, camisa e pure cavallo. Avete capito? È un sogno. Ciruzzo, fallo salire, siamo pronti per il ricevimento. Pregos. Ma non facciamo complimentos. Poi, ma per quanto vestimos? Grazie. Venga pure. Ecco, ma va pure Ciruzzo, che ne stiamo scazzacchiati nella coppa. Nino! Ma che buona! Arostiva! Ma stiamo stando coppa pure, perché non muore i suoni? Tu muore sempre qualcosa, siendo a me, mi hai detto cantare noi e non ti muovere a ca e non fa 6 anni nessuno in coppa. Cantare noi da me. Famiglia Cecalupo, tutto chi fa festa a me, ma qua non è nato ancora chi fa festa a Salvatore Tagliente. Qua ci sta qualche imbroglio sotto che non sono riuscite a capire tanto bene. E solo mi fatto che hanno messo pure la guardia al castello, sicuramente significa qualcosa di malamente. Ma io si là pure. Ma faccia morto, sabato! Ma sei tu! Sì, perché stavi a fare la guardia, Ma com'è che fai la guardia? Tua sorella non c'è? Non ci sta. Non ci sta, E mamma, tu manchi ci sta? No, non ci sta. E a dove sono io tutti e due? E te vedono un po'! Mica me ne voglio. E tu pure fai parte, fammi capire un po', parliamo un po' che voglio a te. Tu mi devi dare qualche informazione e parlare un po' con mia omma, mi dici un po' chi è che non sia attorno a tua sorella? Ma vado un po' pazzo dici? Perché? Che mamma ha detto che non la c'è dire proprio a nessuno. Perché non le dice a nessuno, perché c'è sta qualche cosa di sospetto e di rosco, vabbè. Tu a buscare qualcosa di soldi, no?
questa notizia che mi dai, io te la pago a peso. Sì, sabato. Ti con 2 turnisi, va buono? 2 turnisi. 2 turnisi e tu mi dici la notizia. E dammi questi 2 turnisi. Però mi dici che tu cose mi Sabato, dici, però tu non le dicerai a nessuno che hai dalla giritta, Che si a busca, Perché si a busca, si a busca. Se non mi dai 2 turnisi sabato, non posso proprio parlare. Aspetti che tenga a si parla perché castano di mariuola. I tempi sono brutti. I tempi sono brutti, dai. Dimmene pochi, Chi ci sta appresso a tua sorella? Vabbè, appresso a mia sorella gira un marchesino spizzola. E questo lo so. Apprezza a lui. Chi altro ci sta? Ci sta Don Babilluccio. E chi sti pure conosco fa parte della tresca. A Mario Cronato. Ma tu se vuoi proprio l'elenco completo mi devi dare la differenza. L'elenco completo. Fammi l'elenco completo, fammi l'elenco completo. Attorno a Sorma gira Ciro Cortella, o figlio di cantoniera. Ciro Cortella. C'è chi si è venuto lì a mettere, Ciro Cortella. E perché si farà su Ciro Cortella? Da Ciro Cortella si è fatto regalare la fornitura continua. Vino, voglia, acito, lacrime e cristiano, vantaggio pure popolare. E a me mi ha lasciato la bocca asciutta che lampava. Non solo, e poi si è fatta dare anche il solito paio di cazzette arrecamate. Da tu paghi cazzette? Vai, non te le metti. Ma chi? Grazie. Grazie. Ma quando mai? Sabato che la coppa ne tiene una cascia che pensa che hai la ladrone, sai che c'ha grazie. Ma che te ne va a fare tutti questi cassetti arrecamati? Tutti i piratini. Oriarmi! Non siamo anche illusione spagnola, vino marchesino, occidente, mamma facciamo, solo ci è rimasta. La sonfila, ma che te ne importa? Sì, chi lo uccide? Ci siamo noi per sotto. Ma si s'accirevano a cadinde, ci siamo noi sotto. Che non fa giustizia per fare questi ragionamenti. Poi ma comunque presso un marchesino è corruto Salvatore Taglieri. Pure Salvatore Taglieri? Tu ne colpa tua, ne fate soglia tutto quanto a cangoppo. Non ci colpi? Sì. Non mi colpa che lui già non lo marchesini che si è fatto venire un catato sotto lì. E Gesù, chi ne venne? 3 starnuti, una piazzana. Mamma comunque Salvatore Taglieri è venuto qua e voleva sapere a me quando hanno innamorato di sorma Graziella. E tu che c'eri? Io c'ho scritto che se ciò dicevo tu mi attiva. Allora si scioglie. Fate proprio buona a ciò dicere, perché io mi sono scocciata. Io mi voglio sistemare. Specialmente adesso che tengo la lettera che dimostra la morte di mio marito. Però tieni pure la lettera che dice che è vivo. Vabbè, io posso sempre dire che quella lettera è arrivata dopo la seconda. Quando ha scritto la prima lettera era vivo e quando ha scritto la seconda lettera ero morto. Con me poi i morti scrivono pure le lettere. State zitto, fammi sentire che cosa, che soluzione ha trovato tua sorella. Io mi voglio sistemare, io voglio trovare un bello giovane, bello, che non tiene niente e che mi va bene. E io non sono d'accordo. E come no? È perché proprio mo che hai avuto la certezza che tuo marito è morto, io non ho capito. Puoi pensare a fare un bel matrimonio con uno che sta pieno di soldi, così mi fa fare una No, a me non mi interessa, io voglio soltanto uno bello e che mi va bene. Ci capito, ma perché non può trovare un bello giovane che contemporaneamente te ne preso? E che sia difficile? Uno è un bello giovane o te ne sorda? No. Dammi un genere in coppia, ma parla di queste cose che a casa sta troppa gente che sente le passe nuove. Sì, mamma, dammi in coppia. Pure io voglio fare video lo signore, io non voglio fare di cacchio con papà, mamma, io sono nata signora. Venite con me. Mi raccomando a tutte e due. Io già chiappa una che l'ha schiattata. Capito? Appena io dico guerra, voi ho zumbato in cuore e abbuffate le mazzate, mettetevi tutte e due all'altro e non vi fate vedere. È chiaro? State dentro veicolo a nascondere appena come già dice dici. Guerra. Bravi. Poi non si intende. Iata, muovete. Non vi fate vedere. A così si crede. Nico! Che? Nico, tu non sai niente! No, perché? Che è successo? Che è stato? Oh, mamma mia! Che è successo? La famiglia Cecalupo sta passando un brutto momento. Che so sacci pure io, come no? Quando sono venuti i spagnoli. E perché la famiglia Cecalupo sta passando un brutto momento? Perché non sappiamo se Luca Fasola è vivo o Luca Fasola è morta. Quando sono venuti i spagnoli. Tu stai ancora a dominazione spagnola, stai prima dei 3 starnuti.
Quali stannuti? Chi che ha fatto Marchesini? Beh, scusa, che ci azzecco, Marchesini fa stannuta che c'è? Non sto capendo, che resta fatto? Che resta? E che stannuto Marchesini ha fatto sotto lì. Va bene, è un po' che c'è che matta sì, fai stannuta, non ci pare piacere, sa te la condannuccia. Se non ha capito niente. E starnuta ha fatto sottoliette Graziella. E che ci facevi sottoliette Graziella? È perché in coppia di Graziella ci stava Ciro Cortella. Ciro Cortella? Oh, veramente? E tu andate Ciro Cortella? Ma no, cambia la bella, facciamo la mangiata stasera con un pane di te, non sapevo. Stai spuntando in una gesona, nata volta. Ciruzzo. Però c'è stato pure un soldato spagnolo. Madonna, questi soldati spagnoli che fanno bene. Che devo fare? Che vuoi da me? Allora. Che è successo? Luca Fasullo. Quello è morto. Chi l'ha detto pure che è vivo? Uno ha detto che è vivo e non ha detto che è morto. E io ti parlo di Luca Fasullo morto. Ah, vabbè, parliamo di Luca Fasullo morto. Praticamente, quelli sono andati sopra. Quello voleva andare, un soldato spagnolo, voleva andare sopra. E giù pure Ciro Cortella. Mi riesci a capire? No. Allora, mamma mia! Allora, quando il soldato spagnolo è stato un po' insieme a Ciro Cortella, io ci ho fatto nascondere un marchesino spizzere sotto lì. Che a un certo punto, che lo chiocciano un marchesino, si è fatto venire tre starnuti. Il soldato spagnolo si è accorto, ha tirato sotto lì. Allora un marchesino correva innanzi. Soldato spagnolo... Aspetta un momento, allora, chi c'è sei? O marchesino? Ciro Cortella? O soldato spagnolo. E poi? E poi ha preso, quando se ne è aiutato, stava cambiando Salvatore Tagliente, si mette pure Salvatore Tagliente. Pure Salvatore Tagliente! Diciamo a accorti Salvatore Tagliente, perché Salvatore Tagliente non sa mai, hai detto qualche volta che stiamo facendo così. Quello è pazzo, Salvatore Tagliente. No, a me sto fatto non mi convince, sta casa mi ha diventata antipatica, sta casa mi ha diventata che mi fa sta esaurita, mi fa sta proprio intenzione. Ma state attenti, non facete niente, perché sennò fate campare solo gli avvocati, vostri o no. Ma io tanto ci volessi veramente, ci vorrebbe adesso. E voi che state pensando? Perché sì, ci pensate? Scusate, posso dire una cosa? Ma perché dobbiamo parlare? Aspettate, che sto pensando che sto annoiato, sono disgustato. Io non lo so, vabbè, è peggio per lei. Peggio per lei perché vuol dire che si perde sto fiore. Si perde lo fiore. Ma io volevo dire, ma perché mi parlare proprio in questo posto, a sta via che si chiama Antonio Giorgini, si chiama Antonio Giorgini, non si chiama Antonio Giorgini. Andiamo a risolvere, dobbiamo vendicarci di questa donna, ma fa qualche cosa, va buono, perché non potremmo stare così. Ma lui ha detto che ne vuole parlare, dove ne volete io volevo parlare? dire, parliamone, andiamo nella mia cantina, la bottiglia di vino che dovevo portare tutte le sere a Graziella perché teneva sempre male in mola, ce la beviamo alla salute sua, anzi, alla faccia sua. Papà il marchese mi diceva sempre che io non me la dovevo fare con gli uomini di bassi natali. Però che già fa? Una prima Cristo mi piace. Allora venite. E il lasciato è perduto. Andiamo. Faccio un fatto di sangue e torno su. Facci bene. Voglio vedere chi mi risponde. Don Salvatore? Salvatore è traditore? Come? Salvatore è traditore? E come ti permetti? Per mezzo che la divisa Salvatore, state calmo. Calmo. Tu non sai chi sia io. No, chi si da guardi? Io sono lo zio di Dolores. Mannaggia Marina, mannaggia ancora. E Dolores? Ma tutte le fidanzie che c'è fatto?
Io? Sì, mi ha detto che tu non hai mantenuto la promessa di matrimonio. Però io mantengo la promessa che si è fatta essa. E cioè? Che se tu non ti sposi, mi domanda. Se tu non te la sposi, io ti infizzo come uno scarafaggio. No, e se ti sei ammato, no, oggi perdono, oggi. Non mi hai paura, Rosso? Oggi perdono, oggi hai ragione, oggi hai ragione, sono stato in un fame, Sì. però come stanno le cose qua, io quasi torno a dolore. Ma che devo fare con questi gnocchi? Ma io? Ma non so come io quattro macaroni con ragù. Dai, quindi adesso vieni qua, abbracciami, basami e io ti perdono. Sì, grazie. Bene. E quando io torno dalla Spagna ti do un sacco di soldi. Oh, grazie. Facciamo, dammi un bel bacio. Un bacio. Vieni con me che ti porto. Bravo, fanciullo. Ah, è piccolino, bene. Mamma mia! Salvatore Tagliente che si è basato con soldato spagnolo! Mamma! Salvatore Tagliente si è basato con soldato spagnolo! Ma che se sono cose pazze? Come si è cagnato! Suonate campane! Senti di me, ma che zocco, ma lo sto veramente arrivando mondo. Ma no, che forse l'ha fatto per fare ingelosità Graziella. Sai, come fa un posto, come fa te italiani? Ah, vous state qua, Si acchiappa, ci dai e che stai corna! State qua, che è che stai a mano? Ma chi minacci tu? Come a chi minacci? Non ci capito, ma perché vuoi entrare per farsi dei marchesini tuoi, nostri? Che ci dai se tu con Graziella? Sì, ma dite tu, no, e allora? Ma come si anche se tu lo tre stanno sotto letto? Bello, noi facciamo pensioni sotto letto, non sa chi ci pare e piace, una bella contattina. Ah, sì? Allora sei cornuto sto pure tu? Questo non me li parisce. Questo non me lo dovevi dire. Perché? Questo è perché sennò adesso ti faccio vedere io che ti faccio combinare. Guarda! Voglio vedere come mi rientro. Non dico! Aspetta, non mi dire, non dico! Ma che spiegare! Non dico! Lasciatelo! Non dico! Sì, Luca Fasuli a Napoli! A Luca Fasuli, ho vinto a Nanza, Luca Fasuli! Vieni qua, dice a tutti quanti, io chi sono? Io mi faccio un Chi sono? Faccio Chi capire sono? scrupolo. Chi sono? No, la verità! Dici la verità! Non ti preoccupare! Chi sono io? Chi sono? Parla! Veramente? Che parla? È Luca Fazzolo. L'avete visto? Accompagnami Luca Fazzolo! Fermi! Aspetta un momento. Guarda ma chi sta quello? Liberatelo. Liberatelo, è Luca Fazzolo. Sono io, amico! Sono io! Bravo giovane. Non mi riconoscete perché sono passato 10 anni, però sono io! Ho cagliato le Un poche! momento, io ti voglio pure credere. Ma rispondimi. Cosa ti sei portato il giorno che te ne sei scappato, il giorno del matrimonio che era di Graziella? Hanno poco ora! Sì! Povero, e precisamente che cosa ti Ah, sei è che erano portato? tre anelli, due orecchini, un bracciattino, una spilla, una corona, un braccialetto! Tutto l'oro che aspettava a me quando volevano che si lui. Ma stai che qua, l'hai già stivato sotto o solo! Con la tempesta, o viene la pioggia, l'hai già stivato, non l'hai già spinto! Un momento! Chi ci dice che non gliel'ha dato il vero Luca Fasulo prima di No, tutto? sono io veramente, lo giuro, sono io! Papà, facete una cosa, buttatelo in coppa e facete la calocazzone. Ma chi faccia calocazzone a chi sta innanzi a me? Sì. Vedete se in quel posto misterioso tiene una voglia di fragola. Sì. Grazie, Dagge, per questo. Io per te mi abbasso tutti i pantaloni che vuoi. Chi sei stato in una Andiamo, Nico. Papà, compriamo senza la ma insomma, non mi posso pigliare mai un po' di divertimento. Ce l'ha! Sì, papà, hai visto? Sono io! Graziella! Atena, sono tornato! Sì, Sono tornato, papà, sono tornato, avete visto? La tenga a faglie fragola, la tenga! Sì, però io ancora già capito una cosa. Che cosa? Scusa, grazie, abbi pazienza. Ma se questa cosa è così nascosta e così misteriosa,
Ma tu come fai a sapere chi se ne va fra voi? Me l'ha detto lui. Io? Sì. Io. Sì, sempre così per curiosità. Tu a chi se l'hai visto? Io non caso siamo sposati. E non voglio credere che mentre vi siamo sposati andando sopra, chi se dai tu sai che non avrà volevo. No, papà, t'ha già dice la verità. Dimmi Io la a Luca verità, Fasu l'ho vista sera prima del matrimonio. È vero, papà, è vero. Ti ricordi quando il langoppo come dormeva matrimonio? con la nonna e con Ninucci? come Che no? la sera faceva un calore pazzo. E mi affacciai con la finestra per pigliare un po' d'aria. E ho detto che abbascio. E gli andai incontro. Lucario, ti ricordi? Gli andai vicino e gli si ricetta: grazie, noi domani ci dobbiamo sposare. E non sta bene che io devo trovare la gatta nel sacco. E chi stia rischia l'uomo, ci ricetti? L'uomo, sul rocco matrimonio, sa la gatta che difetti tiene. Ah, fraulevo. Poi si ricetta: grazie, tieni una bucchella da fare una fraulella. Dopo il matrimonio le fragoline passano a due, perché devi sapere che io tengo una voglia proprio in un posto misterioso. Era così, Ma tu sei maledetta. Ma come? Ma una figliola si dice queste cose. Si dice queste cose. Mai mandato Ora, e che schifezza sei questo, forza! Bello, e tu che ci trasi, non ci capisci. Ma insomma, ma di che? Ringa sto paese si può arrubare, si può fare festa gente, si può arrubare l'innamorato nato, però se una figliolo fa l'amore con il proprio innamorato, prima del matrimonio succede una tragedia. E secondo te mo che avesse fatto? Vi dovrei tenere l'offesa? Ve la devo tenere? Ma no, ma devi pensare che tutto questo è stato fatto per amore. E allora che vuoi fare? Per toglierti l'offesa? Può fare due vedove e un orfanello. E allora secondo te mo che sa fare? Ma si fa come si fa in tutte le commedie, si perdona. Si perdona? Certo. Si perdona? Si perdona. Va bene, grazie, io ti perdono. Anche perché la verità proprio mi dispiace da rovinare o secondo giorno di matrimonio. No, perché chi sta per te, grazie, quanto mi faccio? È un secondo giorno di matrimonio. Vabbè, ti perdono. Grazie, è pulito, perdono. Per tutte le volte che mi hai fatto fare cannella per gli spasimanti tuoi. E anche io ti perdono, idolatra bellezza, per tutte le calzette che ti ho portato e specialmente perché non hai apprezzato la grande bellezza. E pure io ti perdono, per tutto tu acito, un vino e un lacrima Cristi che ti hai pigliato. E anche tutte l'anello che ti hai fatto accattare 10.000 volte. E ti voglio perdonare anch'io per tutte le spighe che non mi hai fatte venire. E ti perdono pure io, perché ti hai fatto passare a mosca buonasa a Salvatore Tagliente. Eppure io ti perdono perché mo te la te ne vai e ce lascio finalmente soli. Grazie alla mia e ti perdono pure io per tutti i fidanzati che hai avuto, anche perché sono andati tutti in bianco, spero. E io invece ti perdono perché hai tentato di rubarti il mio fidanzato. E io, a nome di tutti, chiedo perdono a voi, pubblico amabile. Timmo Caldavati e le nuvole
Teatro Popolare Napoletano, la regia di Antonio Giorgino. Antonio Giorgino, stasera mi mette vicino a te, Antonio, no, perché deve dare una grazia particolare. Prima di tutto la targa ricordo, di partecipazione alla 18ª stagione teatrale Armando Cafaro. Grazie ad Antonio, perché è nato tutto così all'improvviso sto spettacolo, nel senso che ai primi di ottobre, quando Antonio è venuto qui a Latina per vedere il teatro, per poter prendere le misure e tutto per le scene, per lo spettacolo di Dove sta Zazà, perché almeno gli abbonati dovrebbero ricordare che Antonio è già venuto con lo spettacolo Dove sta Zazà. Se lo ricordo. Poi almeno gli abbonati, almeno i possessori di abbonamento. E io feci notare ad Antonio che avevo inserito nel cartellone per questa data, il 15 e 16 febbraio, perché per noi, come dicevamo prima, era una data particolare per ricordare Armando, volevamo fare noi con la Compagnia del Sorriso lo spettacolo Aspettando Francesca, che era sempre un testo di Armando Cafaro. Però purtroppo per motivi interni, per motivi di salute, per motivi vari organizzativi, non è stato possibile organizzarla, non è stato possibile metterla su. E io facevo notare ad Antonio che questo mio disappunto, dice che peccato, guarda, con 16 o 15 e 16, che è una data particolare, noi volevamo fare uno spettacolo di Armando, non lo possiamo fare. E lui disse, che problema ci sta? Io ho trovato, e poi ancora me l'ha da far sapere come me l'ha trovato, perché non me l'ha voluto dire. Ho trovato il copione di Armando, Gnocchi, Provola e Provolone, che se dovete sapere è un copione che è stato scritto anni 70, fatto una sola volta dalla Compagnia del Sorriso con Armando Cafaro e con il gruppo di Napoli, al Teatro Mediterraneo di Napoli. Poi non è stato fatto più. Né da noi come Compagnia del Sorriso né da altre compagnie, quindi non è stato fatto più. Quando lui mi disse tengo sto copione, io l'ho trovato dopo diversi mesi sto copione. Stai salutando a qualcuno? Sì. E disse mi fa piacere, io non mi ricordo neanche io dove tengo sto copione, comunque lo dovrei tenere conservato, comunque dice mi fa piacere, ma lo sento a Lina, la regista della Compagnia del Sorriso, se le fa piacere che tu fai questo copione. Lui disse sì, lo faccio. Perfetto, e abbiamo fatto questo copione. Disse di sì, e Antonio che sta a casa stasera a fare Gnocchi, Provola e Provolone di Armando Cafaro. Ecco perché lo voglio ringraziare. Vuoi dire qualcosa? No. Io che ti ringrazio per questa opportunità. In effetti negli anni 70 noi avevamo qualche capello in più, lui ce l'aveva tutti neri. Si recitava, si recitava al Bracco, eravamo compagnia amatoriale, il Bracco era la nostra sede, la nostra casa. Quando Armando mi parlava di questo copione che stava adattando, per me era una curiosità, quindi quando la vidi, gli attori lasciano sempre qualche cosa nei camerini, sulle sedie, insomma, e lasciate lo copione in Dubrac. Antonio si trovava a passare, dico, se si mai, ma me lo prendo, e me l'ha sopportato. Quindi per lui la sorpresa è stata maggiore perché non aveva idea di questo copione. Ecco perché noi non trovavamo copione. Tu pensi che aveva un solo copione, quindi quello là, insomma, fu lasciato là. Però ringrazio Armando perché ci ha dato la possibilità con questo spettacolo di fare un tipo di teatro diverso. Ecco, gli abbonati, solo gli abbonati si ricordano di noi perché siete abbonati, cioè perché venite sempre. È un genere diverso per noi, quindi abbiamo dovuto lavorare un poco di più proprio perché era fuori dal nostro schema teatrale, insomma, quello che facciamo. E proprio per questo volevo ringraziare Gabriele, Lina, Valeria per il corpo di ballo che ci voleva, sta bella tarantella, faceva parte dello spettacolo e poi lo dirò. E poi volevo, se mi consentite, volevo presentare questi ragazzi che mi hanno dato la possibilità di sfogarmi con questo testo che è un po' pesante. All'inizio siamo stati molto in difficoltà. Allora i due ragazzi, Marco Giorgino
e Giovanni Scognamillo. Lui era il nipote, facciamo tutta una serie di Giorgino. Flavia Sassone, Giuseppe Giorgino, forse sarà il padre di Marco, non lo sappiamo, lascia a voi eventualmente la cosa. Franco Abete, Mario Giorgino, fratello, Teresa Castaldo, Carmine Monda, Daniela Marciano, Pino Coppola, Imma Giorgiain, figlia, si chiama famiglia, Imma Giorgiain, che poverina ha dovuto lavorare un po' per parlare così, perché ovviamente non è di Pozzuolo né niente. Però dice, ma come devo fare sta cosa? Dico, senti, facciamola proprio esagerata. Parla pozzolano, perché secondo me darai il meglio di te stessa, e certamente. E Antonio Giorgino, grazie a voi. Antonio logicamente ha fatto pure la regia di Antonio Giorgino. Io vorrei ringraziare, ecco, mi accodo a quello che diceva Antonio, ai carissimi Danilo De Paola e Valeria Vallone, che vorrei sul palcoscenico, che sono i dirigenti dell'anfiteatro spettacolo. Dove siete? Danilo, Valeria, ecco, che sono i dirigenti dell'anfiteatro spettacolo. Io vorrei ringraziare Danilo, non può venire, Danilo non può venire. E noi abbiamo chiesto, anzi veramente è stata Sandra che non vuole venire, perché volevo consegnarti una targa ricordo per la partecipazione dei vostri allievi a questo spettacolo. Avevamo detto a Napoli, quando l'abbiamo fatta nel 70 questa commedia, c'era il gruppo di Masanielli, i Masanielli, che erano un gruppo che andava per la Maggiore a Napoli, che facevano pure loro un gruppo folcloristico, Tarantella eccetera. E lui Antonio ha detto, ma io Tarantella però non la venga a fare, perché come faccio a venire da Napoli con gruppi Tarantella eccetera eccetera. Dice, ma guarda, non c'è bisogno di venire da Napoli, teniamo a Valeria, teniamo l'anfiteatro spettacolo, che è così, per telefono concordate le cose. Valeria ha detto di sì. Sta interpellata Sandra, e quindi ringrazio anche Sandra, mia nipote, che ha fatto da intermediaria. Ha detto di sì, Valeria subito ha accettato con entusiasmo. Ringrazio anche le ragazze, i genitori delle allieve, che meritano un grande applauso. Grazie della vostra collaborazione. Avete dato un tocco folcloristico allo spettacolo. Grazie a voi. Volevo dire una cosa importantissima, non muovete, perché sabato e domenica prossima era stato programmato uno spettacolo della Priezza di Ponza. A Priezza di Ponza ci sarà, però non farà lo spettacolo Antonio, Peppino e la Malafemmina, ma farà uno spettacolo Porta Capuana. È una bella commedia, me l'hanno detto. Ma è una bella commedia. È una bella commedia, è divertente. Grazie, alla prossima settimana. Grazie a tutti, un applauso a Giorgino, a Valeria, all'anfiteatro spettacoli e a Danilo. Grazie.